Allora, abbiamo, come anticipato già stamattina, abbiamo queste due relazioni. Vediamo appunto Carla Giacomozzi, la direttrice dell'Archivio Storico del Comune di Bolzano, che è un personaggio molto interessante, devo dire, soprattutto sì, ha dato un grande contributo alla città, soprattutto in un'occasione molto particolare. Poi se vorrei raccontarci anche l'esperienza della cattura di Misha Seifert. E poi vi voglio presentare appunto Alessandra Spada e Giada Noto, che lavorano e hanno ideato poi l'archivio, il Frauenarchiv, l'archivio per le donne, ma soprattutto questo progetto che ci illustreranno, e so che poi il 30 di ottobre verrà anche presentato, ci sarà un focus proprio sul vostro progetto, quindi insomma un lavoro prezioso anche per la comunità, una restituzione pubblica sempre degna di nota e che va seguita. Bene, allora direi che questa è la prima tranche del nostro pomeriggio. Avremo poi un'altra proposta, che è quella di Controtempo Teatro. Vedo che qui c'è anche con noi Flora Sarubo, che ci ha raggiunto oggi pomeriggio. Si parlava con lei ancora l'anno scorso di cosa fare con queste interviste, con questo archivio orale. Si possono dare si può valorizzare in tante maniere questa documentazione, e una di queste è la drammaturgia di queste vite, prendere spunto da queste vite, raccontarle in una maniera diversa, cioè accattivare anche le persone, far conoscere le storie o la storia attraverso le storie delle persone in un modo nuovo. Hanno avuto il coraggio, devo dire, di coinvolgere una classe del liceo classico Carducci, penso indirizzo linguistico per la verità, che hanno partecipato a questo esperimento che è riuscito. Quindi ecco, poi oggi avremo modo di vedere altre cose, sempre di Controtempo Teatro e sempre in merito alla valorizzazione delle videointerviste e di videointerviste che hanno realizzato loro. Ci sarà anche invece un focus sulle storie di vite, ecco che vedete qua dietro è stato allestito un angolo, perché entreremo anche in merito della memoria nell'ambito dell'artigianato, dell'operosità dell'uomo che si perde, purtroppo si rischia di perdere perché non sempre vengono tramandate delle conoscenze, e quindi abbiamo fortunatamente qualcuno che si è preso carico di custodire e di valorizzare, ma anche di trasmettere in maniera più coordinata e coerente una memoria preziosa come quella legata al vino. Io vi lascio subito con le vostre relazioni, vi ringrazio di aver aderito al nostro invito e auguro a tutti voi un piacevole pomeriggio. Fermatevi dopo perché dopo Eravamo, narriamo storie di vite e ecco, così chiudiamo veramente bene la prima giornata. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Valeria Trevisan dell'invito all'Archivio Storico della città di Bolzano. Noi non ci mostriamo molto, però oggi mi fa piacere essere qui. Il mio tema è un progetto specifico che portiamo avanti dal 1995, da quando cioè mi sono fatta una domanda, vedendo una mostra che era stata allestita in Galleria Civica qui a Bolzano per il 40° anniversario della fine della guerra. C'era una mostra fotografica dell'Anne di Milano sui grandi lager nazisti, e visitandola ho pensato, ma mi sembrava di aver sentito che anche a Bolzano ci fosse un lager, però io ho fatto le superiori qui a Bolzano, non ho mai sentito nominare, nessuno ce l'ha mai detto, forse mi sbaglio, e ho cominciato da lì a cercare. Io lavoro quindi dal gennaio 94 in archivio, e adesso negli ultimi anni ho fatto anche altre cose, anche perché dal 2018 sono responsabile, non direttrice per carità, sono solo responsabile del servizio archivio storico del comune. C'è una bella differenza, sì, molto bella. E quindi per far capire un po' a tutti che cos'è questo progetto e che ricaduti ha avuto sulla città e sui suoi abitanti, su tutti noi insomma, ho pensato di portare delle fotografie che spero di non annoiarvi, insomma. Adesso poi le commenteremo, magari non dico una per una, però insomma sì. Io vi annuncio già che cosa vedremo.
vedremo una galleria appunto che rappresenta la complessità di questo tema memoria, affrontato nel progetto Storia e Memoria del Lager di Bolzano. Complesso è un aggettivo da intendere non nell'accezione di complicato, ma a motivo della sua articolazione, non voglio dire infinita, ma molto 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 grossa. Ho volutamente messo insieme in modo apparentemente disordinato queste immagini perché esattamente così si presentano ogni giorno le cose alle persone, cioè in modo difficilmente prevedibile. Quindi vedremo foto di luoghi dimenticati, poi musealizzati e addirittura rimusealizzati, monumenti, tabelle, indicazioni stradali, dedicazioni onomastiche, donne e uomini che si raccontano nelle videointerviste, donne e uomini che donano documenti originali all'archivio storico, conferenze al pubblico in vari luoghi d'Italia e non solo, incontri con le scuole, numerosissimi, visite guidate all'ex lager di Bolzano e in altri lager d'Oltralpe, libri e articoli scritti, incontri con docenti, classi, con ex deportati uomini e donne, incontri speciali, poi capiremo insieme cosa significa per me, delegazioni da tutta Italia che depongono corone sul sito dell'ex lager, spettacoli teatrali nati dai materiali da noi raccolti, commemorazioni partecipate, mostre realizzate da noi sul lager di Bolzano in città, non solo in città ma anche in giro per l'Italia, oppure anche mostre di altri istituti accolte e comunicate qui, luoghi di memoria vandalizzati e poi restaurati, personalità della nostra storia locale finalmente ricordate, volti e numeri che ci interpellano dal passato, processi, interviste, programmi per la TV, presentazioni di libri, visite ad archivi per la raccolta di materiali cartacei, siti internet creati, rapporti con altre città luogo di memoria della deportazione, contatti con le famiglie delle vittime. Tra le foto ne vedremo poi un paio che rammentano come il progetto Memoria sia in realtà un progetto esportabile ad altri orrori contro i civili perpetrati in tempi molto più vicini a noi. Vedremo anche molti sindaci, molti assessori con cui di fatto abbiamo lavorato, ho lavorato dal 95 ad oggi. C'è anche qualcosa che non vedremo nelle immagini, e cioè non vedremo l'impegno burocratico a livello comunale per realizzare tutto ciò, non vedremo le riflessioni, le scelte, le discussioni, i rapporti con l'esterno, le centinaia di mail di figli e di nipoti che vogliono sapere il destino e i percorsi dei loro cari nei lager, sempre più un continuo, le complessità organizzative, la comunicazione, la distribuzione di materiali, di conoscenze, le attese, la pazienza e l'amore necessari per fare tutto questo. E adesso cominciamo a vedere qualcosa, vediamo se è quello che voi... Sì, ok. Questi sono due signori di Milano che partecipano da qualche anno al 27 gennaio a Bolzano, da quando hanno scoperto che un loro parente era qui. Questa è una donazione, questa è una parola che magari riprendiamo dopo se ci sarà occasione di parlarne, donazione Loris Musi, oltretutto a Bolzano c'è una via dedicata a Loris Musi a seguito di questa importantissima donazione di materiali originali. Questi sono i figli di Loris Musi che hanno donato a noi queste cose. Siamo nel 2008, io salto negli anni perché così è, quando stiamo restaurando il muro dell'ex lager. Finalmente dal 95 al 2008 siamo arrivati a convincere l'amministrazione e tramite il supporto anche della provincia si è riusciti a fare questo. Un lato esterno è stato restaurato da una ditta per conto dell'ANPI nel 2004, qui vediamo i nostri rappresentanti politici, il Parco Olimpia Carpi dedicato nel 2004 a questa bimba che è la bimba più giovane di tutta la deportazione ebraica di Bolzano e che naturalmente non è tornata insieme con la sua famiglia. Questa è una partecipazione del Comune al 27 gennaio di quando, qualche anno fa, di quando ancora c'era la neve, al cimitero ebraico di Bolzano, davanti al monumento che è stato costruito con la petizione Einstein für. Qui siamo a Borgo San Dalmazzo, che era uno dei 4 lager nazisti in territorio oggi italiano. Vedete il nostro ex sindaco Spagnolli con i sindaci, la sindaca di Nova Milanese, il sindaco di Borgo San Dalmazzo. Stiamo presentando il monumento che in stazione a Borgo San Dalmazzo è stato costruito per ricordare la deportazione. Qui siamo a Pescantina, provincia di Verona. Pescantina è stato nell'estate del 45
il luogo del centro assistenza rimpatriati dopo che Bolzano aveva chiuso, quindi quando è stato riassestato il ponte di Pescantina, quindi nel luglio del 45, il centro assistenza rimpatriati da Bolzano è passato a Pescantina, e anche con Pescantina avevamo allacciato numerosi rapporti difficilissimi, perché le amministrazioni sono quel che sono. Questo è un timbro di quello che era il lager prima di essere un Polizeiliches Durchgangslager. Oggi non vi parlo della storia, ma prima di essere questo campo di transito c'era un campo di rieducazione al lavoro cosiddetto Arbeitserziehungslager. Questa è una ricerca fatta sulla stampa locale per trovare testimonianze, almeno delle commemorazioni dei 23 che sono stati uccisi alla Mignone nel settembre del 44. Questa è una signora Sinta di Bolzano, con la quale abbiamo dialogato, era una signora di origine ceca. Purtroppo abbiamo parlato con lei quando le sue facoltà non erano più quelle di un tempo. Vabbè. Queste sono alcune fotografie di quello che è l'ex lager di Bolzano, oltretutto queste le avevo chieste al Museo Storico in Trento nel 95, quando avevamo cominciato a raccogliere materiale, perché io lavoro all'archivio storico, ma all'archivio storico di tutto questo non c'è niente, tranne, ecco, questo è un documento, però non riguarda il lager, questo è il bollettino ufficiale del commissario supremo per la zona d'operazione nelle Prealpi, perché sappiamo che dal 43 al 45, durante l'occupazione nazista, Bolzano era la capitale di questa nuova zona d'operazioni sottoposta di fatto al regime nazista. Questa è siamo nella fine degli anni 90, è una delegazione dell'ANE di La Spezia che ogni anno a maggio si reca a Mauthausen e si ferma a Bolzano a deporre corone per i loro deportati. Qui sono con una giudice canadese quando il Canada ha rifatto il processo, ne ha fatti due in realtà i processi a Michael Seifert, e vicino a me c'è Giovanni Boni, che è uno dei testimoni chiave contro Michael Seifert, quindi qui siamo nei primi anni 2000. Questo è uno dei nostri oggetti del mese. Noi come archivio storico, l'Archivio Storico e il Museo Civico ogni mese dedicano una pagina a uno dei loro fondi. Ne abbiamo dedicate parecchie a tutti i fondi che abbiamo sul tema di memoria, tra cui per esempio queste 6 pietre d'inciampo che sono state poste nel gennaio del 2024 a 6 lavoratori della zona industriale, quindi deportati politici Triangoli Rossi, mentre quelli che erano state deposte, quelle pietre d'inciampo deposte nel 2015 erano per i deportati per motivi cosiddetti razziali. Qui un'altra delle attività è decorare i centri civici. Qui per esempio siamo al centro civico Don Bosco. Qui un'intervista volante a una signora di Milano il cui padre ha raccolto per tutta la vita libri e documenti sul lager, che poi la figlia, morto il padre, ha deciso di donare a noi, perché io ero già in contatto col padre, con Franco Ciusa, e morto il padre, appunto, Tamara ha deciso di donare all'archivio i circa 1000 libri del padre, che sono una cosa importantissima, perché sono libri sul tema della resistenza scritti tra gli anni 45 e 65-70, quindi cose introvabili. Questo è uno dei 3 monumenti che abbiamo posto nel 2005 a ricordo della deportazione, questo sul luogo dei trasporti, quindi siamo in via Pacinotti, siamo in zona industriale. Qui invece siamo al lager. Questi 3 monumenti sono stati posti a ricordo appunto del luogo di concentramento, del luogo di trasporto e di uno dei luoghi di lavoro coatto, e sono l'esito di un concorso internazionale per artisti che abbiamo fatto appunto nel 2004-2005. Hanno partecipato artisti di vari stati europei, ha vinto una ragazza, perché all'epoca era veramente giovane, di Bolzano, che si chiamava Christine Chager, e che ha proposto questi monumenti che tuttora, devo dire, funzionano. A proposito di tabelle, no? Sono tutte cose che per un'amministrazione, io lavoro in amministrazione, per cui dietro ogni minima tabella ci sono, non dico chili di carta, perché no, chili no, però insomma tanto. Ecco, qui siamo in via Resia 80, questo è Franco Ciusa, che è stato uno dei primissimi a proporre video formati dagli spezzoni degli alleati negli anni 60, che insomma cominciavano a girare i film delle liberazioni dei lager, e lui è stato il primo, perché suo zio era stato deportato nel lager di Bolzano, quindi aveva
un'affezione particolare per questa storia, e di qui anche tutta la raccolta dei suoi libri, che sono tutti su Explora, quindi sono tutti visibili. Questo è un altro tipo di donazioni bellissime che abbiamo sempre di più, documenti originali dal lager. In questo caso è una famiglia di Merano, la famiglia Zöggeler, che ha donato 3 numeri di matricola di 2 signore e 2 triangoli dei Sippenhäftlinge, cioè degli ostaggi familiari di quella famiglia. Anche la tuta ci è stata donata, qui ci sono anche degli articoli di giornale. Poi come i giornalisti trasformano le cose lasciamo perdere, ma insomma l'orrore, voglio dire, vabbè, è un documento, comunque. Io sono un archivista, ragiono in un altro modo. Anche questi sono disegni che ci sono stati donati da una signora di Genova, che non conoscevo, che però ha sentito parlare di noi. E sono disegni fatti da suo padre nel lager di Bolzano, e questi sono esposti alla casa semirurale, in originale, sotto un vetro spessissimo, però insomma sono lì, perché all'interno del percorso della casa semirurale c'è uno spazio piccolo dedicato al lager, visto che tanta parte della solidarietà verso i deportati è arrivata proprio da lì, da quella zona della città, che ha visto e ha fatto qualcosa. Qui c'è il dizionario dell'Olocausto, la cui voce Bolzano avevo curato tempo fa con il collega di Nova Milanese. Fa parte appunto della serie degli articoli. Qui vedete solo poche cose, ma insomma, questa è un'altra donazione che ci è giunta questa volta da Vercana, in provincia di Como, sempre da 2 nipoti che hanno deciso di donare a noi le lettere originali del nonno deportato nel lager di Viaresia. Qui c'è un'iniziativa che aveva fatto a Trento un sacerdote della Val Floriana, che era stato deportato nel lager di Bolzano e che aveva avuto un ruolo importante anche come testimone nel processo contro Michael Seifert. Qui siamo alla Risiera di San Sabba, che è addirittura un campo di sterminio all'interno della rete concentrazionaria italiana, e cioè in territorio ora italiano, perché all'epoca Trieste era come Bolzano, quindi il capoluogo di una zona di operazioni. E questo era per dirvi che lì abbiamo portato la nostra mostra itinerante sul lager di Bolzano, perché insomma così come abbiamo accolto mostre di vari enti, così anche le nostre mostre hanno girato parecchio. C'è qui alcune foto, perché secondo me la Risiera si conosce un po' poco, quindi ho messo un po' di foto sulla Risiera, che mi piace sempre. Sei d'accordo? Ecco. Nonostante dal lager di Bolzano siamo partiti 13 da trasporti, dalla Risiera 69, però siamo ancora un luogo di sterminio diretto, perché c'era il forno crematorio, certo. E questo per dirvi anche della collaborazione. Alle fine degli anni 90 avevamo fatto un incontro tra chi gestiva, diciamo così, i 4 campi nazisti in Italia, con l'idea di creare delle cose comuni. Poi in realtà a livello amministrativo è veramente complicato, perché noi avevamo una struttura, avevamo un archivio, altri no, e quindi già lì si è tutti bloccati, perché ti ritrovi a parlare con la persona che liquida i contributi dello sport e che dovrebbe farsi carico anche di questo in comuni più piccoli, quindi è impossibile. Trieste lasciamo stare, ecco. Questa è la nostra mostra sul lager di Bolzano, appunto a Trieste. Ha girato tantissimo questa mostra, veramente, tantissimo. In Italia e anche all'estero, perché è bilingue. E quindi questa l'abbiamo fatta alla fine degli anni 90. Ed era uno dei modi per entrare nelle scuole. Qui siamo in via Resia 80, al passaggio della memoria. Vediamo l'allora sindaco Spagnolli, la presidente della comunità ebraica. Ecco, insomma, per dire che anche il lato commemorazioni è un lato importantissimo, cioè sono i modi attraverso cui la politica di fatto insomma, non dico ha fatto proprio questo progetto, però ha partecipato, perché il giorno della memoria esiste di fatto dal gennaio 2001 e pian pianino siamo arrivati ad avere più attenzione intorno a questo giorno. Poi da parte del Comune di Bolzano abbiamo il 12 settembre, che è appunto il ricordo dell'eccidio, abbiamo ovviamente il 25 aprile, sono più momenti molto partecipati, insomma, ecco. Questa è una mostra appunto che abbiamo fatto al Museo Civico nel 2022, perché nel 2022 siamo diventati città della memoria. Qui siamo sempre col sindaco,
col nostro ex sindaco giù in via Resi 80, e per questo anno della memoria avevamo organizzato 3 mostre al Museo Civico, sempre con nostri materiali originali, e anche non, ma insomma con nostri materiali. Questa è un'altra fotografia di quello che era il lager, perché mi sembrava bello mostrare anche questo. Parliamo di un progetto, ma in realtà questo era un luogo che è esistito, e anche se ha avuto una vita di non più di 11 mesi, anzi scarsi 11 mesi, di fatto ha coinvolto i destini di più di 11.000 persone, ma è un numero che in realtà non è precisato, perché quello che era l'amministrazione, quello che era l'archivio dell'amministrazione nazista del campo non l'abbiamo mai trovato, forse non esiste proprio più. E quindi non lo sapremo mai. Noi sappiamo che l'ultimo numero di matricola attribuito è 11.116, però sappiamo che i deportati politici che venivano a Bolzano e che rimanevano pochi giorni non venivano immatricolati, gli ebrei non venivano immatricolati, i sinti non venivano immatricolati, quindi si può dire che più di un quarto della deportazione civile dall'Italia è passata da Bolzano. Per quello, insomma, c'è anche a livello italiano c'è stato tanto seguito, tanta attenzione su questo tema, perché è una storia che tocca a tutti, cioè non è il lager di Bolzano che riguarda Bolzano o al massimo il territorio della zona d'operazione delle Prealpi, cioè Bolzano, Trento e Belluno, riguarda tutta l'Italia del nord, escluso il Friuli, perché lì purtroppo c'era il campo della Risiera. Questa è la foto di una signora di La Spezia, anche lei deportata politica nel lager di Bolzano, il cui figlio ci ha donato 2 documenti. Qui sono io che faccio una conferenza a Tolentino per dirvi che veramente non ho messo tutto, ho messo pochissimo, ho messo veramente poco, però in 30 anni, potrei dire in 25 perché gli ultimi 5 un po' meno, ma insomma, nel senso che faccio molto altro. Ma questa è una signora di Aosta che è venuta anche lei per è venuta qui per visitare il luogo da cui è partita, cioè il lager e il binario della deportazione. A Desandré. Qui siamo alla performance che abbiamo fatto davanti alla nostra mostra al Museo Civico, non noi, ma insomma abbiamo incaricato questi attori, sempre nel 2022, che hanno cercato di drammatizzare, di rendere in un altro modo la storia di Ubaldo Pesapane, che è un altro dei nostri, un'altra delle persone di cui abbiamo il fondo importantissimo, fondo documentale. Questo stamattina ho sentito appunto questa preoccupazione di come fare nel nostro caso a noi le cose arrivano. Sarà perché in tutti questi decenni abbiamo coltivato veramente migliaia di rapporti, migliaia, non posso dire centinaia, devo proprio dire migliaia, per cui c'è questa rete quasi automatica e c'è riconoscimento, cioè c'è fiducia nella nostra istituzione, anche perché un comune non chiude, un istituto storico può chiudere, qualsiasi altra associazione che viva di contributi pubblici può chiudere, un comune non chiude, per cui insomma anche chi pensa di preservare a lungo la memoria del proprio caro donando i documenti fa anche questo ragionamento, a parte il fatto che appunto abbiamo manifestato in decenni con tantissime cose di cui qui vedete una piccola parte l'interesse per questa storia. E in più vi dico io, cioè, qui tutto ruota sostanzialmente, non voglio essere immodesta, ma la verità è questa, tutto ruota intorno al mio lavoro sostanzialmente. Quando andrò via non lo so. Questo è un altro dei... Ecco, questo è un altro esempio. Un giorno mi telefona una signora di Milano e mi dice: io sono a Renone in vacanza, so che lei fa questo lavoro, venga su che le regalo questa cosa. Ma come? E la cosa folle è che questo diario, un diario che è stato datiloscritto nell'estate del 45 da Franco Sorteni, che era il padre del marito di questa signora, era la cosa da cui ero partita io nel 95 per scrivere il primo libretto sul lager di Bolzano. Per cui è stato un cerchio che veramente mi ha commosso molto. Poi non l'ho più rivista questa signora, per cui... E lei mi ha detto: ma io ho cercato Bolzano, a Bolzano c'è lei, e quindi sono venuta qui. Questo è uno dei tantissimi incontri che facevamo con i docenti negli anni 90, quando avevamo un meraviglioso progetto che si chiamava Conoscere e comunicare i lager. Ecco, in questo progetto noi portavamo nelle scuole i nostri vecchietti, che arrivavano, adesso sono morti tutti, ma insomma, che arrivavano, lui arrivava da Milano per esempio, arrivavano da Milano, da Udine, da Aosta, da Trento, da Verona,
E questo incontro diretto con il testimone, secondo me, è qualcosa che ha toccato molto chiunque lo abbia vissuto, perché non erano incontri cattedratici, erano, sì, ovviamente il testimone parlava, però poi c'era la possibilità anche dell'avvicinamento, della parola più, come dire, più vicina, ecco. Poi appunto incontri, Nico Pirozzi che ha scritto un libro su Lucillo Merci, e va bene, che era un Bolzanino, raccolta di fotografie. Questa è una foto qui in basso, questa parte qui è quella del lager, questa in basso qui, è una foto dell'Ipes. Non c'è molto neanche nei nostri archivi territoriali, devo dire. È proprio una storia completamente no, ma insomma abbastanza dimenticata. Questo siamo in Via del Parco. Per qualche anno avevamo sistemato questa specie di, non posso neanche dire lapide perché era una carta con i nomi stampati, dei 23 uccisi lì. Questo è uno spettacolo teatrale della cooperativa Prometeo, tratto dal libro che avevo scritto su questo eccidio, che è un altro grosso capitolo che potrebbe essere ulteriormente sviluppato. Questo per dirvi l'attenzione agli spazi pubblici, quindi la piazza Levka Donna che c'è da una decina di anni, non c'è solo la dedicazione, ma porta con sé, come in altre dedicazioni, per esempio il passaggio Don Daniele Lunghi e altri, porta con sé anche la redazione di tabelle e quindi la comunicazione di chi sia questa persona, per far capire un po' a chi passa di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. Siamo in zone, insomma, questo è in zone centrali della città, perché qui c'è in via Ambalagia, insomma, il comprensore, come si chiama? Comprensorio sanitario, non mi ricordo. Comunque, ecco, tutti ci andiamo, sì, appunto, quindi è importante. Questa è un'altra donazione, la donazione di Don Daniele Longhi. Questa ce l'ha fatta lui in vita, questo è il suo numero di matricola del lager di Bolzano, ci ha donato i suoi documenti perché l'avevamo intervistato a Trento e anche lui ha visto, anche questo viene da lui, e lui ha visto appunto in noi i suoi testimoni sostanzialmente. E sono documenti originali che negli archivi non ci sono, per cui attraverso queste donazioni delle famiglie noi siamo arrivati, anche se anche questa è una lettera sua, che gli era arrivata nel blocco celle, con dei soldi dentro, e attraverso questo strumento delle donazioni noi abbiamo documenti originali che non potremmo avere in nessun altro modo, perché fanno parte della memoria familiare. Lui aveva conservato anche questo santino per la morte del conte Manci, e sono veramente importantissime e sono spontanee e ovviamente gratuite perché sono donazioni, quindi noi non compriamo, insomma. Come ci arrivano ogni tanto anche donazioni librarie, però devo dire queste sono ancora più preziose perché documenti del lager sono una cosa veramente rara. E devo dire che nel nostro archivio non ci sono, anche per un motivo così molto semplice. Questa è Marisa Scala, anche lei importantissima per il processo contro Michael Seifert, e anche lei era nel lager di Bolzano da giovane ragazza torinese. Poi magari questo è Renato Modena, un bolzanino, anche lui nel lager, e poi magari vedendo queste immagini vi verranno delle domande, volentieri. L'ho fatto anche un po' apposta per mettere un po' di tutto e far capire che dietro questa parola memoria in realtà ci sta un fiume, un oceano di cose. Questa è un'intervista che abbiamo fatto per la RAI nel 2001 alla Bianca Paganini Mori di La Spezia, anche lei, deportata a Bolzano e poi a Ravensbrück con la sua famiglia, è ritornata solo lei. Questa è una rarissima immagine del lager di Bolzano, sgranatissima, però questa non sono ancora riuscita a capire da dove venga. Si vede però il muro che recinge il lager e che ancora c'è, e che è quello su cui abbiamo lavorato. L'odonomastica è stato un altro passaggio importantissimo, perché è un modo anche questo per legare le memorie alla città. Il passaggio Don Daniele, come anche la piazza Don Guido Pedrotti, sono in due luoghi in cui questi sacerdoti hanno operato, entrambi deportati nel lager di Bolzano, Pedrotti addirittura anche a Mauthausen e poi a Dachau, e poi è ritornato. Eccolo qua.
quando l'abbiamo un personaggio straordinario, veramente straordinario. E pensate, vi dico questa cosa, non so se lui sarebbe contento di sentirla dire, ma avevamo organizzato alla fine degli anni 90 un ritorno tra lui e un suo compagno di deportazione, che era un sacerdote che si chiamava Don Dalmasso, che veniva dalla provincia di Cuneo. L'idea era che si trovassero a Bolzano e poi andare insieme a Dachau con loro due. Don Pedrotti è arrivato a Bolzano ma non ha voluto proseguire, ha detto no, io non ho il coraggio. Quando invece Don Dalmasso assolutamente sì. Mi aveva fatto organizzare con le suore di Dachau di potergli far fare una messa, perché quella era una cosa imprescindibile. L'abbiamo fatto, però lui è arrivato e Don Pedrotti ha detto no, non ce la faccio. Incredibile, no? Altre foto. Per cui questo progetto Memoria di fatto è stato un incontro veramente profondo con migliaia di persone, ma e con i deportati in particolar modo. Qui è una delle ricerche, cioè una delle volte che siamo andati ad Auschwitz a fare ricerca, anche lì quando siamo andati all'archivio di Auschwitz, mentre noi siamo italiani, ma tutti verranno qui, perché in Italia si fa un gran parlare di Primo Levi, l'archivista ci ha detto mai visto nessuno. Cose strane, ma cose così. Questo è un altro spettacolo teatrale fatto sulla base dei nostri materiali, dialogando, insomma, così come con la Flora avevamo fatto. Questa è una mostra che avevamo fatto prendendola da Auschwitz II, un artista che era tra i primissimi che era entrato nel lager di Auschwitz nel 1940, un artista polacco, e che poi è venuto anche in Italia, a Bolzano, a presentarla, insomma la facciamo girare. Una mostra fatta sempre con gli originali donati, che vengono conservati in archivio nella cassaforte, la mia cassaforte. Sono andata a comprare una cassaforte per la telecamera e per queste cose qui. La telecamera ormai non la uso più, ma insomma. Sempre la mostra di Marian Kowodjej, The Labyrinths. Quindi artisti, ma abbiamo incontrato di tutto veramente. Questo è un sito che stiamo implementando tuttora, lagerdeportazione.org, con il Comune di Nova Milanese, con cui abbiamo realizzato più di 200 video interviste ad ex deportati e le stiamo pubblicando su questo sito. Questo è un esempio di rimusealizzazione. Questo è un rendering in realtà, poi arriva anche la foto di com'è realmente, il cosiddetto Wall dei nomi. Se andiamo a visitare oggi il passaggio della memoria in Viaresia 80, anzi Viaresia vicina, ecco così è, abbiamo questo lungo muro tutto di vetro su cui si alternano in 24 ore 8.200 nomi di deportati del lager, che sono quelli che l'ANED di Milano è riuscita a trovare, perché appunto non di tutti abbiamo ancora tutte le informazioni, anzi ecco, questi sono solo alcune prime pagine di PowerPoint che facevo per i vari giorni della memoria, sempre riflettendo sulla città, su che cosa ha lasciato la memoria sulla città, parlare del nostro progetto nelle scuole, cosa che adesso appunto vi dicevo è impossibile, anche perché sono morti i deportati, ma insomma ci eravamo anche interessati al progetto della cosiddetta eutanasia tra il 39 e il 45 con il liceo scientifico Torricelli. Abbiamo dialogato moltissimo con le scuole, anche con gli abitanti del Viaresia 80 ovviamente, incontri internazionali con esperti. Devo dire di questi ne abbiamo fatti meno, perché eravamo più concentrati sul parlare con chi domani potrebbe non esserci più. E quindi, ecco, queste sono alcune delle signore di Pescantina che avevano fatto parte delle crocerossine che aiutavano coloro che rientravano dalla Germania nell'estate del 45 e che, riparato il binario, come vi dicevo, si fermavano addirittura a Verona. Questo era un libretto che hanno fatto a Pescantina per ricordare questa storia. Anche Pescantina è un caso spettacolare, però non ci sono persone che possano lavorare su questi documenti. Quindi ci sono i documenti, non ci sono le persone che ci possono lavorare, nella speranza che i documenti non vadano. Perché si parla di migliaia di persone che rientrano dalla Germania e dalla Polonia, che siano deportati, che siano internati, che siano lavoratori liberi, che siano lavoratori coatti, un disastro, veramente numeri impressionanti.
Questo invece è per ricordare anche un signore di Napoli che un giorno mi telefonava, io non lo conoscevo, e mi ha detto: ma tu che sei di Bolzano devi lavorare su Lucillo Merci. Dico: ma chi è Lucillo Merci? Ma è di Bolzano. E infatti avevo poi costruito un PowerPoint su questa persona, perché Lucillo Merci era uno che nel dopoguerra non ha mai parlato di quello che aveva fatto durante la guerra a Salonicco. Aveva salvato più di 300 ebrei di Salonicco nella sua qualità di interprete presso il consolato tedesco a Salonicco, interprete tedesco-italiano. Qui un articolo che era stato fatto così, sui Tirol der Frauen, quindi anch'io sono una donna, va bene. Ecco, un'altra di queste cose, Via del Parco, la tabellina memoriale Gedenkstätte, sono tutte cose piccole che però necessitano di... Qui siamo vicino al luogo in cui è avvenuto il massacro dei 23 nel 12 settembre del 44, qui tabelle che abbiamo posto, dal 2004 andiamo ogni 12 settembre su questo luogo con le autorità, con le scuole, e tutto nasce da una ricerca che ho pubblicato, che è qua, che era un po' capire chi fossero questi 23 che sono stati uccisi, perché fino a prima della mia ricerca si pensava che fossero semplicemente delle persone pigliate così a caso dalle carceri, e invece ho scoperto che non era così. Avevano un passato ciascuno di agente segreto, diciamo. Questo è un altro momento importante di questa storia del progetto, cioè quando a seguito dell'apertura dell'armadio della vergogna sono usciti fascicoli anche sul lager di Bolzano che incolpavano Karl Friedrich Tito, che era il comandante del lager, il vicecomandante, e Michael Seifert, che poi è stato l'unico che l'Interpol abbia localizzato, vivente a Vancouver, in Canada. E a seguito di questo, col Tribunale Militare di Verona, il dottor Costantini e altri, qui siamo a Dachau per esempio invece, aveva organizzato la procura militare, però anche sulla base dei nostri documenti e dei testimoni che avevamo raccolto. Questo era un viaggio che facevamo con le scuole, perché dopo tutto il progetto, nel corso dell'anno in cui i ragazzi lavoravano sulla bibliografia, sulla filmografia, vedevano i deportati, alla fine si andava a visitare il lager di Bolzano e il lager di Dachau, che per noi è abbastanza vicino, quindi insomma in giornata si poteva fare. Questa è una mostra su Terezin che avevamo ospitato a suo tempo. Il comune pagava tutto e compravamo anche i cataloghi da distribuire alle scuole, e comunque anche dal punto di vista finanziario questo progetto non è niente di che. Questo è Vittore Bocchetta, un nostro ragazzo di Verona che è morto a 102 anni, che abbiamo riportato a Flossenbürg e a Hersbruck, e invece lui, che non ci voleva andare perché aveva fatto dopo la guerra il professore universitario a Chicago, e ha detto: ma mi volete veramente riportare in Germania? Sì, certo. Allora siamo andati, e quando poi è tornato indietro ha detto: ma di cosa mi sono privato per questi 50 anni? La Germania è bellissima. Per cui insomma è stata una cosa bella per tutti quanti. Questo è sempre un articolo, sempre documenti che ci sono stati donati, originali, e che in parte ho descritto su un altro libro che si chiama Nella memoria delle cose, che è pubblicato online sul nostro sito. Questa è la famosa Elvia Bergamasco, vedete il numerino che ha sul braccio sinistro? Lei veniva da Udine per parlare nelle nostre scuole, e quindi insomma una cosa bella la Elvia, sì, molto molto bella. Franz Thaler, questa è l'intervista che gli abbiamo fatto nel 2001. Con lui abbiamo fatto il primo giorno della memoria nel gennaio 2001, con lui e altri, sì. E poi lui ci ha donato i suoi libri, i suoi documenti. Questo è un incontro che avevo fatto, non mi ricordo neanche più, nel 2006, sui campi dipendenti, perché parlando con i deportati ci siamo accorti che, e solo da loro, che dal lager di Bolzano dipendevano dei campi dipendenti. E quindi, big news, ecco. Questi sono due delle più di 220 video interviste che abbiamo realizzato, che adesso l'abbiamo digitalizzate anche, ovviamente, progetto video testimonianze dai lager. Questo è uno degli incontri speciali. Queste due signore non hanno parlato in nessuna lingua accessibile ad entrambe, però questa signora anziana che veniva dalla Germania voleva assolutamente ritrovare questa bimba, che all'epoca era una bimba di 4 anni nel lager, e la signora si ricordava di aver aiutato la madre
E cerca, scava, alla fine le ho trovate, ecco. Incredibile. Queste sono due, sì, sono due VHS che adesso ovviamente sono iper obsolete, però negli anni 90 avevamo fatto dei montaggi di 20 minuti in totale per le scuole, di modo che prima che andassimo nelle scuole i ragazzi potevano vedere qualcosa, avere già un'infarinatura. Qui abbiamo anche stampato qualcuna delle interviste fatte. Questa è sempre la nostra signora di Aosta che guarda il binario da dove è partita lei nel 44, nell'ottobre del 44. Lei e suo marito in 2 lager diversi, per fortuna sono tornati tutti e 2, sempre per motivi politici. Questo è il momento della premiazione, anzi della inaugurazione del monumento della Christine Chager nel 2005, a seguito di questo concorso che vi dicevo, l'assessore Repetto e il sindaco Salghetti. E questo è l'altro monumento sempre fatto dalla Christine Chager nel luogo di lavoro. Questo monumento è stato vandalizzato 9 volte e la cosa che mi ha stupito era che solo questo monumento, che si trova in via non lontano da Via del Parco, e io sono andata 9 volte ai carabinieri a fare la denuncia e alla fine ho detto ma qui c'è bisogno di comunicazione, forse semplicemente la gente non sa cos'è questo monumento. Ci deve essere una persona a cui sta sulle palle sta cosa e non si sa neanche perché. Allora avevamo fatto una cartolina semplicissima, spedita a tutte le 8.000 famiglie di quel rione e non è più successo niente. Ho detto o la cartolina o è morto quello che faceva i danni, non lo so. Comunque è una cosa felice. Ecco, adesso qua non so se siamo arrivati alla fine delle immagini, no. Vabbè, insomma, mi premeva di farvi capire appunto come fosse un discorso veramente a tutto campo, questo discorso della memoria per Bolzano, enorme. E avevamo cercato di dirlo anche questo è un altro documento originale importantissimo, il certificato di rilascio dal lager. Avevamo cercato di dirlo anche a Fossoli, a Trieste, a Borgo. Borgo hanno avuto pochissimi deportati, quindi ok. Però Fossoli e Trieste di più, ma non è attecchito, insomma, non ha funzionato. Questa è una fascia da capoblocco, sono tutti i documenti che abbiamo in archivio. Ditemi se sto parlando troppo anche oltretutto, perché io non mi fermo più. No, scherzo, mi fermo. No, tu dimmi se... Altro campo di concentramento a Bolzano. Su questo cappellano canonico Piola ci ho messo anni e non ho trovato assolutamente niente. Cioè, so di dove veniva, ma non ho capito il giro del fumo, comunque, ok. Questa è appunto la mostra del Labyrinth che abbiamo reso itinerante. Anzi, se andate ad Auschwitz II fermatevi nel centro francescano a vederla sul sito, cioè in situ, perché Marian Cowoge aveva realizzato una cosa strabiliante. Questa è la prima esposizione della mostra che abbiamo fatto al Centro Culturale Don Bosco, perché l'avevo messa insieme con Ennio Marcelli nel 95, prima ancora che venisse fatta ecco, questa invece era alla Galleria Civica, nell'installazione di Camini. Vabbè, insomma, però nel 95 abbiamo fatto questa, che è stato proprio il punto di partenza di tutto. Non penso che qualcuno se la ricordi. Queste sono cose Ancona, non mi ricordo dove siamo andati a presentare la mostra. C'era una grande attenzione, veramente grande, su questi materiali. Anche incontri locali, tipo a Bronzolo, ovviamente. E in giro, Saronno, Sardegna, Soave, dappertutto. Veramente dappertutto, anche perché in ogni luogo ci sono dei deportati del lager di Bolzano, per cui era il modo anche lì per incontrare familiari e ecco. Adesso credo che più o meno... Però insomma credo che sia abbastanza chiaro che cosa è stato lavorare su questo tema per 30 anni, no? Ecco, questo è un CD, una raccolta di canti che abbiamo fatto, abbiamo messo in piedi un coro che ha cantato 2 volte, abbiamo inciso le musiche, canti dai lager, tra cui una suonata che era stata realizzata nel lager di Bolzano da un maestro germanico deportato e un canto
che ci è stato testimoniato da 2 sorelle di Iseo, che veniva fatto appunto nel lager di Bolzano. Sì, chiudo? Ti vedo in piedi. Bene, allora io vi ringrazio dell'attenzione e andiamo avanti con... Qui non so cosa devo fare. Attacca verde. Schiaccia. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie a Valeria Trevisan per l'invito e grazie a Carla per questa lunga e interessante testimonianza sul lager di Bolzano. Aggiungo che insomma, io ho seguito quasi fin dall'inizio il lavoro di Carla e so che è un lavoro oltre preziosissimo, ma fatta solo contro tutti e tutte quasi, non esagero, ma più o meno credo che mi confermi, perché c'è stata una resistenza da parte degli organismi istituzionali del Comune incomprensibile, ma comunque quindi tanto più merito. La tenacia paga sempre, è una dimostrazione proprio che la tenacia paga. Bene, noi poi nella seconda parte del nostro intervento che farà Giada Noto ci collegheremo anche noi al lavoro di Carla Giacomozzi, perché approfittando del suo grande lavoro ne abbiamo preso una parte che stiamo elaborando, ma poi su questo si soffermerà Giada Noto. Adesso faccio una breve introduzione all'archivio storico delle donne Frauenarchiv Bozen, per dire cos'è intanto questo archivio. E questo archivio è nato, un breve escurso storico, è nato come l'associazione Frauenarchiv, Archivio Storico delle Donne, nel 2003 a Bolzano, e è stato fatto lo statuto. Insomma. 2 anni dopo, nel 2005, invece abbiamo ricevuto la prima sede. Infatti quest'anno, se mi passi già del libro, quest'anno festeggiamo i 20 anni e più dell'Archivio Storico delle Donne. Qui abbiamo appunto una pubblicazione che verrà presentata, come ha detto Valeria, il 30 di questo mese a Bolzano. Chi è interessato è gentilmente invitato, ci sarà anche una piccola festa, un rinfresco finale. Bene, è nato grazie proprio a una volontà del Consiglio Comunale di Bolzano, che ha deciso appunto di destinare una sede all'archivio e alla Biblioteca della Donna. La Biblioteca della Donna era già presente a Bolzano e gestita da un'associazione, il Centro Documentazione e Formazione Donna di Bolzano, che si trovava allora in una cantina, e invece l'archivio che era nato proprio in occasione di questa delibera del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nel 2005 ci ha dato una sede molto prestigiosa, devo dire, erano altri tempi, va detto anche questo senza fare polemiche, ci ha dato una bella sede in centro a Bolzano, proprio di fronte al Duomo di Bolzano, e noi siamo rimasti lì fino al 20, il 20 scadeva la convenzione, ci aveva dato questa proprio in convenzione gratuitamente, scadeva la convenzione, sarà stato il periodo del Covid, sarà stato che i tempi politici erano cambiati, non parlo di colore politico perché lì c'era ancora il centro-sinistra governo, quindi dico proprio la sensibilità politica di governo a prescindere dal colore politico. Non ci hanno più confermato la sede, ce l'hanno tolta, e la biblioteca nel frattempo erano successi dei disguidi, dei problemi, quindi il Centro Documentazione e Formazione della Donna era in un momento di crisi come associazione, e la biblioteca in qualche modo adesso è stata recuperata ed è in un magazzino della biblioteca civica, e speriamo di trovare un locale dove poterla rimettere. Comunque il Comune non ci ha dato uno spazio per la biblioteca, mentre per l'archivio a noi uno spazio è stato dato, però in periferia, e quindi adesso siamo ai piani di Bolzano, a Maso Premstaller, e siamo un po'
insomma, rispetto al centro, dove effettivamente quella biblioteca aveva anche uno scopo, devo dire, sociale, perché venivano molte gente, perfino a volte le mamme con le carrozzine ci lasciavano lì la carrozzina, ci dovevano fare la spesa, per favore, mi guardi, ma per dire, no? Quindi era proprio un ruolo anche da questo punto di vista. E adesso siamo ovviamente relegate in un posto difficile da trovare, un po' la periferia di Bolzano, quindi chi arriva è perché è interessato all'archivio, e ciò nonostante abbiamo anche una frequentazione più di adesso di studiose o studiosi o interessati all'archivio che non di gente che magari veniva anche dove c'era una biblioteca, aveva anche altri scopi, interessi. Bene, adesso noi speriamo, ovviamente, siamo sempre in dibattito, sempre come per dire, stamattina è stata sottolineata più volte quanto è importante il lavoro dell'istituzione pubblica. Siamo ovviamente in discussione sia con il nuovo consiglio comunale, la nuova giunta comunale, sia con la provincia, per cercare di trovare appunto una sede. Ne parlavamo prima anche con Carla, insomma ci sarebbero dei posti che sarebbero anche adeguati, ma non c'è un orecchio che vuole sentire. Speriamo, noi non molliamo, siamo come Carla, non molliamo, andiamo avanti con tenacia e speriamo prima o poi di trovare soluzioni. Questo era un po' il contesto in cui noi ci stiamo muovendo adesso. Quindi intorno al 2000 l'interesse curiosamente era forte, e anche questo era legato a dei personaggi politici, diciamo, di un certo tipo, che avevano una certa sensibilità sia in comune che in provincia e che guardavano con molto favore a questi progetti delle donne. Dopo, negli anni, questo interesse è andato molto scemando. Bene, noi adesso gli obiettivi, allora, erano stati fissati ovviamente gli obiettivi che, sì, come vedete, gli obiettivi sono gli stessi di allora, che noi continuiamo a portare avanti, quindi l'acquisizione e la raccolta di fondi documentari interessanti per la storia delle donne entro i confini del Tirolo storico. Fino all'inizio noi eravamo interessati ad avere non cose solo legate a Bolzano, alla provincia di Bolzano, ma l'idea era quella proprio, se si può trovare anche da andare indietro al Tirolo storico, quindi l'area tirolese nel nord e il Trentino ovviamente. Poi svolgiamo attività di ricerca nell'ambito della storia delle donne e di genere, per tutto il Trentino Alto Adige. Per adesso ci siamo concentrati più che altro in provincia di Bolzano, e poi l'attività di divulgazione. Queste, diciamo, sono le nostre attività su cui ci concentriamo ancora oggi. Per quanto riguarda il primo punto, diciamo due sono gli ambiti in cui noi ci stiamo muovendo: raccolta e inventariazione di archivi di interesse per la storia delle donne, e quindi abbiamo parecchi fondi, poi li elencheremo i principali, e naturalmente un archivista che fa il lavoro di inventario e di catalogazione di questi materiali. Il secondo, che è anche già abbastanza a buon punto, è la compilazione di un repertorio che localizzi fondi di interesse in archivi privati e pubblici, i cosiddetti censimenti degli archivi. Abbiamo fatto un po' un lavoro, abbiamo dato appunto delle archiviste sia all'archivio provinciale di Bolzano per individuare quei fondi che possono essere interessanti ai fini di una ricerca che riguarda la storia delle donne. Come sappiamo, gli archivi spesso sono, tra virgolette, neutri, è difficile soprattutto in quelli istituzionali trovare in maniera immediata, facendo una ricerca, questioni che riguardano le donne. Uno va a naso, naturalmente il sociale piuttosto che altri ambiti, e abbiamo fatto appunto un repertorio che ha riguardato l'archivio provinciale di Bolzano, l'archivio di Stato di Bolzano, l'archivio storico del comune di Bolzano con la Tamassia, no? E la biblioteca Claudia Augusta abbiamo fatto anche come lavoro di censimento, e qualcosa a Bressanone, a Brunico credo anche sia stato fatto. Abbiamo un primo repertorio che, se ci fosse una studiosa, una studentessa interessata, se viene da noi possiamo anche indicargli se vuole fare degli studi di ricerca presso gli archivi appunto provinciali di Bolzano, comunale, così, dove può trovare dei fondi. Poi ovviamente è proprio una prima informazione che noi diamo a chi si rivolge a noi. E naturalmente c'è un computer dove possono fare queste ricerche. Poi la seconda diciamo, attività che noi facciamo nell'ambito appunto di ricerca storica, intanto abbiamo aperto al pubblico, e adesso, una volta fino a poco tempo fa avevamo un orario part-time.
Adesso fortunatamente speriamo che continui, c'è sempre una speranza, ci hanno dato un finanziamento per avere una persona a tempo pieno da 1 anno, abbiamo appunto giovane storica per fare anche il cambio generazionale, per prendere, che appunto sta lavorando con grande passione all'archivio, e adesso siamo in trattativa perché ci vengano appunto confermati questi fondi, anche perché nel direttivo che segue un po' siamo 7 storiche, ci tengo a dire di tutti i gruppi linguistici presenti in Alto Adige, quindi di lingua tedesca, di lingua italiana e anche di lingua ladina, quindi cerchiamo un po' interessi vari, però siamo tutte un po', diciamo, non più, insomma, giovanissime, e quindi per noi è molto interessante anche trovare giovani ragazze interessate a continuare questo lavoro. Facciamo appunto attività di ricerca, ne abbiamo appunto, io mi sono occupata molto di donne nel periodo fascista in Alto Adige, ho pubblicato anche delle cose, abbiamo pubblicato anche un libro su alcuni movimenti, ad esempio i movimenti delle donne per la Frauen, il Frauen für Frieden, che era un gruppo dei movimenti di donne pacifiste degli anni 80 a Bolzano. Sto lavorando su delle biografie di donne qui a Bolzano, e poi altre ricerche che sta facendo anche Giada, di cui poi magari parlerà anche lei. Poi ovviamente diamo sostegno a ricercatrici e ricercatori che si sono interessati a questi temi, e adesso ultimamente stiamo raccogliendo anche l'archivio di Centaurus, che quindi è un fondo appunto che Centaurus è un'invenzione dell'Arcigay, e quindi loro hanno un fondo anche sulla storia di genere che può aiutare. Abbiamo avuto parecchie studentesse che ci hanno chiesto di voler fare una tesi in questo ambito, e noi non avevamo materiale, adesso ci siamo mosse per avere anche quel tipo di materiale. E poi ovviamente abbiamo materiale, delle postazioni dove si possono fare ricerche di vario tipo, e diamo ovviamente consulenze a chi viene, e adesso appunto siamo a disposizione su appuntamento per lo più a tempo pieno tutta la settimana. E poi il terzo grande ambito è l'attività di divulgazione. Organizziamo convegni, seminari, workshop, mostre, proiezioni di film, documentari, visite guidate della città. Io vado molto nelle scuole, quindi lavoro molto con le classi, con gli insegnanti, facciamo anche corsi di aggiornamento. Da quando abbiamo appunto delle collaboratrici più giovani abbiamo iniziato anche un'attività di digitalizzazione. Ovviamente tutto questo costa, e noi diciamo ci muoviamo in base ai contributi pubblici e alle offerte, per cui facciamo quello che possiamo, però abbiamo iniziato, e adesso abbiamo anche uno strumento di cui io tecnologicamente valgo poco, lei lo chiama il NAS, quindi ripeto il nome, comunque è uno strumento dove se uno da Roma o da dove sia ci chiede dei documenti, non serve più che venga a Bolzano, ma quello che possiamo lo digitalizziamo, creiamo un link e si possono collegare direttamente a noi, e abbiamo avuto delle richieste anche da città, da fuori Bolzano. Poi abbiamo una newsletter che esce periodicamente. Abbiamo realizzato dei siti tematici, uno verrà presentato oggi, collegato proprio anche al lavoro di Carla Giacomozzi, un altro che è stato fatto si chiama cosiddetto Gocce, che abbiamo fatto insieme a una serie di altre associazioni di Bolzano, l'AIED, e così abbiamo individuato 5 figure di donne poco conosciute a Bolzano, perché non rientrano ovviamente nei canoni classici, non sono eroine, ma che hanno avuto un ruolo molto importante a Bolzano, e con delle artiste gli abbiamo dedicato delle panchine, le cosiddette gocce, che si trovano al Parco Petrarca, e abbiamo ricostruito la biografia di queste donne. Una ad esempio è Franca Turre, che ha lavorato con l'Ager di Bolzano, e abbiamo appunto la prima donna che ha gestito in montagna, un rifugio alpino, ad esempio, un altro esempio. Insomma, sono queste 5 figure femminili di cui abbiamo ricostruito le biografie, e abbiamo realizzato un sito che, via via che troviamo i finanziamenti, l'intenzione è di proseguire con queste panchine, cioè creare altre panchine dove donne a cui non è stato dedicato nulla, ma che hanno avuto un ruolo nella città di Bolzano, possano avere un riconoscimento in qualche modo pubblico. E poi facciamo delle pubblicazioni, questa ovviamente è l'ultima che abbiamo fatto, e adesso la nostra intenzione è di fare proprio una collana, almeno triennale, con pubblicazioni che riguardano i nostri temi. Allora, i fondi, quindi abbiamo, ve ne dico alcuni, il fondo più grosso è il fondo AIED, su cui mi fermo poi a dire 2 parole.
il fondo Hyatt Manifesti, raccolta di manifesti, e questo fondo raccoglie, poi lo spiegherò meglio, soprattutto è un fondo molto ricco ed è il più grosso fondo che abbiamo, che riguarda tutta la documentazione del movimento femminista bolzano degli anni 70-80. Ed è molto ricco perché l'AIED era un archivio a sua volta, cioè hanno raccolto tutto, articoli di giornali, lettere, tutte le reti che avevano con tutti gli altri movimenti a livello nazionale e anche transnazionale, quindi è un fondo molto ricco, e loro facevano anche molti manifesti fatti a mano e ci hanno dato anche tutti questi manifesti. Una delle leader di questa associazione AIED era Andreina Emery, che è stata anche consigliera provinciale per la lista alternativa negli anni 80, e la famiglia ci ha permesso di arricchire il fondo dandoci appunto il suo fondo personale. Poi abbiamo i fondi di alcune associazioni che ce li hanno dati, il Centro Documentazione e Informazione della Donna, il Frauenforum, che non esiste più, la Zonta di Bolzano, le Frauen für Friede, questo movimento appunto di donne pacifiste, e poi abbiamo alcuni fondi personali, il fondo di Hilde Kehrer, di Lola Jürgel, di Maria Luisa Gnecchi, per quanto riguarda la sua attività di consigliera di parità, e poi appunto di altre fondi personali. Questi sono alcuni dei fondi appunto che noi abbiamo, forse principali, più importanti. Qui abbiamo alcune foto del fondo Hyatt che si indicano le manifestazioni fatte appunto negli anni 70 contro la violenza di genere e appunto per la legge la 194. Ecco, questo era. Allora forse ancora due parole per farvi l'idea dell'ampiezza dell'AIED. Ecco, che come ho detto costituisce il fondo più consistente e che al suo interno ha la documentazione del gruppo femminista Alexandra Kollontaj, che il gruppo Kollontaj, che deve il suo nome alla figura della socialista femminista russa Kollontaj, si costituì a Bolzano nel 71 attorno a un nucleo di allora giovani donne che erano per lo più tornate dall'università e quindi erano tornate a Bolzano in quegli anni e si incontravano regolarmente e facevano anche tutta un'attività di autocoscienza. Ci sono tutti i diari, però quelli non ce li hanno dati, perché noi abbiamo inventariato sia il materiale che hanno consegnato a noi, sia il materiale che hanno voluto tenere presso la loro sede, perché era materiale molto sensibile e non hanno voluto ovviamente metterlo a disposizione, anche perché le persone vivono e possiamo immaginarci che i gruppi di autocoscienza erano anche dei gruppi con appunto delle testimonianze molto, molto interiori e delicate. Dunque questo gruppo Kollontaj, questo piccolo nucleo, nel 73 fanno nascere a Bolzano una sezione del consultorio AIED e si istituiscono come consultorio che esiste tuttora. E quindi questo gruppo ha raccolto tantissimo documento che va dagli anni 70 al 2006. Si tratta di 301 fascicoli, 157 manifesti che appunto sono conservati in parte da noi e in parte presso la sede dell'AIED. I materiali sono corrispondenza con altri gruppi femministi, istituzioni, singole donne, lettere polemiche anche molto divertenti viste oggi, insomma, no? Poi tutte le varie tematiche che riguardavano il femminismo di quel tempo, quindi la violenza, l'aborto, il self-help, tutte quelle tematiche riguardanti la sessualità femminile. Poi ci sono tutte le relazioni annuali della loro attività, tutte le rassegne stampa, quindi abbiamo proprio tutto per anni tutti questi articoli di giornali, e poi i materiali sulla documentazione. Diciamo che con questo materiale è stata fatta una mostra nel 2012 che a sua volta ci ha permesso di recuperare materiali di Brunico, di Merano, cioè di altri piccoli centri di donne che ci hanno voluto consegnare il loro materiale, le loro foto, quindi si è arricchito ancora di più, ci hanno regalato anche canzoni, dischi e cose varie sempre di quegli anni. E poi abbiamo avuto appunto un contatto con queste donne che erano degli anni 80, le Frauen für Frieden, che avevano fatto grosse manifestazioni pacifiste, avevano incontrato anche Spadolini quando è venuto a Bolzano, l'avevano quasi assalito perché era allora ministro della difesa ovviamente, e quindi loro sono andate proprio, e c'è tutta la documentazione, ci hanno dato tutto, e Marta Verdorfer in base a quella documentazione, a interviste che poi abbiamo conservato di oralisti, ha scritto un libro su questo.
Bene, io direi che questo, e mi fermo qua per quanto riguarda la mia relazione. Un altro fondo importante di cui però vi parla Giada Noto è un fondo di oral history, con il quale abbiamo fatto una stretta collaborazione anche con la Biblioteca Claudio Augusta, con un fondo ovviamente prestigioso, e abbiamo avuto uno scambio anche con Patrick Urru che seguiva questo fondo, e ci siamo scambiati informazioni e anche così metodologie di conservazione. Ecco, e poi Giada, oltre che del fondo oral history, vi parlerà di questa ricerca su cui che stiamo anche elaborando un sito su, l'abbiamo chiamato in maniera donne, in inglese, women? Ecco, lo dice lei poi, va bene? Comunque donne e resistenza in Alto Adige, però proprio in cui noi vogliamo raccogliere, adesso è un lavoro che è in fieri, in cui raccogliamo la documentazione delle donne resistenti dentro e anche fuori dal lager, e qui in un confronto proprio con Carla Giacomocci ci ha consigliato giustamente di non fermarsi al termine resistenza, ma proprio anche disobbedienza, perché a Bolzano c'era tutta una rete anche di donne che collaborava, aiutava i deportati e le deportate del lager, o scambiando i biglietti, portandoli da mangiando, ospitando i familiari. Ecco, noi vogliamo un po' cercare di ricostruire questa rete di donne. Per adesso stiamo lavorando non su ricerche nuove, ma stiamo mettendo insieme tutto il materiale che riusciamo già a trovare, già presente in altri archivi, anche qui una specie di repertorio, e lo mettiamo in un sito nella speranza che poi, mai purtroppo testimoni non ci saranno più diretti, ma forse parenti possono coinvolgersi, o cerchiamo di coinvolgerli. Ecco, qui passo la parola a Giada. Buongiorno. Allora, io concludo appunto la parte sull'archivio delle donne parlando dell'ultimo fondo, quello di storia orale, che nel 2024 abbiamo deciso di riordinare, perché sull'onda di questo aggiornamento tecnologico e quindi di creazione di questo cloud che ci permette di condividere più facilmente materiali con utenti, ricercatrici o ricercatori da altre parti, ci siamo dovute porre la questione se il fondo di oral history che avevamo fosse strutturato in un modo da poter essere fruito facilmente, e la risposta era no, perché era strutturato con c'erano delle schede. Ok. E allora vado. Ok, praticamente il fondo di Oral History, che è curato appunto da Marta Ferdorfer, era composto da una serie di schede delle oltre 100 interviste che Marta e le sue collaboratrici di volta in volta seguivano, dove per ogni donna intervistata c'erano le informazioni sulla persona, data di nascita, luogo dell'intervista, minutaggio, un riassunto dell'intervista e la trascrizione integrale, cosa che non è assolutamente adatta alla divulgazione, perché è necessario rendere anonimo, non tutte le informazioni possono essere condivise con gli utenti. Quindi praticamente nel 2024 abbiamo deciso di strutturare il fondo creando delle trascrizioni anonimizzate da poter condividere con ricercatrici e ricercatori, e creando anche, abbiamo lavorato su un Excel cercando di capire quali fossero gli argomenti chiavi di ogni intervista, così che poi siamo riusciti a creare dalle parole chiavi di ogni intervista un indice tematico. In questo modo, quando una persona viene a fare una ricerca sulle donne immigrate in Alto Adige in un determinato periodo storico, è molto più semplice recuperare il materiale, perché sono tante interviste, appunto le donne che hanno fatto le interviste non sono più all'interno dell'archivio, molte intervistatrici, quindi per me era anche difficile poi, quando mi veniva fatta la richiesta, capire altrimenti come
quali interviste rendere disponibili e che cosa potevo condividere, che cosa non potevo condividere, quindi in ogni scheda adesso ci sono anche le informazioni relativamente alla documentazione collaterale, per esempio foto, immagini, lettere, se sono tutte state digitalizzate, ma non tutte di non tutte abbiamo il permesso di condividere, e quindi adesso abbiamo, diciamo, riordinato questo fondo in modo che appunto possa essere condiviso, perché gli audio no, per gli audio bisogna venire in archivio, però per le trascrizioni tranquillamente, per esempio abbiamo avuto delle ricercatrici di Napoli o di Roma, abbiamo inviato le trascrizioni anonimizzate, e così è utilizzabile anche il fondo di storia orale, anche se ovviamente la trascrizione è sempre diversa dall'audio, però insomma è già qualcosa. E questo è per quanto riguarda il fondo di storia orale. E invece passo al progetto... Arrivo. Forse... Non si vede? No, pensavo... Questo? Il sito. Ok, perfetto. E quindi io adesso se voglio... Ah, ok, perfetto. Ok, praticamente l'anno scorso insieme all'Arci, che è appunto l'aspetto negativo di essere stati dislocati ai piani di Bolzano, in realtà ha un aspetto positivo in sé, perché siamo vicini dell'Arci, con cui riusciamo a pensare spesso delle attività dal punto di vista soprattutto della public history, e quindi della divulgazione delle ricerche, dei materiali, e quindi questo è molto positivo. L'anno scorso, appunto, nell'ambito della rassegna che fanno loro annualmente delle resistenze, abbiamo pensato di sviluppare un progetto su donne e resistenza che potesse essere accattivante per i ragazzi e le ragazze compresi tra i 16 e i 25 anni. Quindi abbiamo pensato di sviluppare questo inventario, questa sorta di grande inventario, che comprendesse appunto sia alcune fonti primarie, sia altri siti o altri archivi che hanno fonti sulla resistenza femminile nell'ambito del lager di Bolzano, fuori e dentro il lager. Poi appunto in seguito a questo super importante incontro con la dottoressa Giacomozzi abbiamo un po' rivisto il progetto, includendo anche appunto la disobbedienza e gli atti di non collaborazionismo, che appunto in Alto Adige ci sono tante donne che non sono definite antifasciste, però comunque in determinate occasioni non hanno collaborato, anzi hanno aiutato nell'ambito appunto di questo periodo tra l'8 settembre, insomma, alla fine della guerra. Quindi abbiamo impostato questo sito, adesso è appena partito il lavoro, diciamo, quindi non è ancora tutto online, e soprattutto la parte tedesca arriva online tra 2 settimane, quindi per il momento è solo in italiano. Ok. Ed è strutturato, si chiama Women and Resistance Archive, perché appunto volevamo non volevamo il doppio nome, col sito in italiano e il sito in tedesco, poi altrimenti avremmo dovuto cambiare anche proprio il dominio, e quindi abbiamo detto facciamolo in inglese e così. Allora praticamente abbiamo 4 sezioni, la sezione persone, dove si trovano tutte le donne che di volta in volta carichiamo sul sito, la sezione temi, che sono resistenza, disobbedienza, lezioni segrete dopo il 45, adesso ci arrivo, e la sezione la tua storia, perché una parte fondamentale del progetto è anche quello di recuperare del materiale, perché come diceva la dottoressa Giacomozzi, molte storie sono in possesso delle famiglie, sono patrimonio familiare, quindi se c'è qualcuno che guardando questo sito e soprattutto guardando le storie di disobbedienza si rende conto che magari anche la propria nonna, la propria zia
effettivamente hanno raccontato, sono custodi di storie di disobbedienza, può scriverci e raccontarci oppure mandarci il materiale e insomma vuole essere una cosa molto interattiva con la comunità. E poi ogni pagina appunto è strutturata come proprio un inventario. Per esempio adesso vado su, per fare un esempio, la pagina della Resistenza. Qui abbiamo appunto un'introduzione veramente breve sulla Resistenza dall'8 settembre, che cosa succede a Bolzano, la Resistenza tedesca, quella italiana, il lager di Bolzano e il ruolo delle donne che sono state appunto particolarmente importanti intorno al lager di Bolzano, e poi iniziano tutta la serie di approfondimenti che sono quasi tutti, ma non tutti, messi a disposizione direttamente del materiale. Quindi abbiamo il link ai quaderni della memoria, libri con l'indice, perché comunque effettivamente è utile se uno deve fare una ricerca, capire già che capitoli gli possono interessare, se effettivamente il volume può essere utile o no. Appunto Benedetta Tobagi, appunto, anche capitoli di libri talvolta, questo per quanto riguarda invece i disertori. Appunto il capitolo di libro di una pubblicazione recentissima di Foccati e Sandro Peli del 2025, dove si parla anche di resistenza delle donne. Gli articoli, e noi abbiamo scelto di mettere quasi solo articoli della rivista Storia e Regione, perché mettono disponibile praticamente tutto il testo, quindi sono degli ottimi spunti per ricerca, pensandolo appunto per studenti e studentesse. E poi appunto in fondo, vabbè, insomma, varie fonti, i collegamenti con le persone, cioè con le persone che appunto sono state attive nella Resistenza, e quindi alcune donne, per esempio, se schiacciamo su Marisa Scala, perché l'ha citata proprio la dottoressa Giacomozzi, abbiamo una brevissima descrizione di Teresa. Adesso è in tedesco, questo è un problema, lo stanno caricando adesso. E qui abbiamo le fonti che abbiamo deciso di selezionare. Qui è interessante perché siamo andati anche in archivio della RAI a trovare, abbiamo guardato vari servizi che la RAI ha fatto, e sono stati super gentili, ci hanno messo anche a disposizione dei brevi estratti delle loro interviste, quindi schiacciando il link si può direttamente vedere il servizio RAI con l'intervista. Adesso noi abbiamo scelto qui un'intervista che raccoglieva tante interviste, che ci sembrava più significative per dare insomma l'idea anche com'era Marisa. Appunto il link ai libri, articoli di giornali, perché appunto, come diceva la dottoressa Giacomozzi, è stata importantissima Marisa Scala durante la questione di Seifert, e il link ai siti, dove ovviamente anche il link al sito di Lager e Deportazione di cui parlava la dottoressa Giacomozzi, con direttamente la pagina dove c'è l'intervista integrale di Marisa. E quindi quello della Leone, ma perché non è in tedesco? Adesso non capisco, sono un po' confusa. Non so se va a questo punto, però vediamo. Allora, qui invece si tratta proprio di disobbedienza. Questa intervista qui è custodita in biblioteca provinciale, è una delle interviste dell'archivio di storia orale di Luisa Leoni Zwerger, moglie di Mario Leoni, che appunto insiste a non definirsi un antifascista, però nella pratica in realtà ha fatto molti atti di disobbedienza contro il regime, di cui abbiamo anche un link che spero funzioni. Adesso con questo... Perché qui la Claudia Augusta ci ha concesso una breve possibilità di una breve intervista, poi chi è interessato sa che può venire qui in biblioteca e trova l'integrale. Zanzan. Ah. Sì, adesso non farla vedere, poi vediamo Ma non so se... Ovviamente quando deve... non succederà. Va bene.
Questo non so cosa sta succedendo, perché secondo me ci stanno mettendo le mani adesso, visto che sta cambiando la lingua da solo. Quindi niente, in realtà appunto ci sono vari filmati della RAI, questo filmato qua della Claudia Augusta e poi appunto i vari approfondimenti. Nell'ambito della rassegna delle resistenze di quest'anno qua abbiamo organizzato sempre con l'Arci un laboratorio per ragazzi in cui li facciamo, diciamo, giocare con il sito, scoprire autonomamente e farci fare anche delle domande, insomma anche per capire che cosa funziona, che cosa non funziona, parlando direttamente con i ragazzi. E speriamo appunto di incentivare ancora di più la consegna di materiali, cioè, perché insomma spesso e volentieri parlando con i propri nonni o anziani di turno vengono fuori veramente delle storie interessanti e speriamo che questo possa essere uno spunto per far fare a tutti delle domande sulla propria storia familiare. Ecco, basta perché siamo fuori. Ci tengo a far vedere come noi stiamo anche lavorando in rete, no? Sia con Carla Giacomozzi sia con Valeria Trevis, no? Questa messa è molto utile e arricchisce un po' tutti. Almeno noi ci arricchisce senz'altro. Sì, partiamo, aspetta che ti diamo il microfono. Visto che stiamo parlando di rete, l'anno scorso per il 25 aprile, quindi voi stavate già lavorando ovviamente a questo archivio, anche con Arci che avrebbe potuto metterci in comunicazione, abbiamo dedicato lo spettacolo del 25 aprile, noi di Controtempo, alla resistenza femminile. Abbiamo fatto uno... Infatti mi dispiace molto. Ah, tu sapevi tu adesso. Ah, ok. E quindi ci mettiamo a disposizione per qualunque tipo di collaborazione. Abbiamo lavorato sui nostri materiali perché sono anni dopo l'Armadio della Vergogna, lo spettacolo sull'Armadio della Vergogna, lo spettacolo sul processo a Misha Seifert, abbiamo collaborato con la dottoressa Giacomozzi. Quest'anno abbiamo dedicato alle donne resistenti e alle figure dei nazisti che sono riusciti ad andare via grazie insomma, sappiamo, all'altro tipo di storia. E quindi credo che anche questi momenti siano importanti per conoscerci, perché effettivamente lavoriamo, magari siamo sempre noi, ma non riusciamo poi, addirittura con le stesse persone che ci aiutano a finanziarlo, perché l'Arci sicuramente ha finanziato il nostro progetto, quindi esistiamo, Controtempo Teatro, se avete voglia. Ero contenta che ci fosse voi perché so che state facendo quest'altro progetto che anche a noi ci interessa moltissimo perché appunto abbiamo tanta storia orale di persone di madrelingua tedesca ma non del gruppo italiano. Perfetto, ci siamo, grazie. Questo è un altro innesto che abbiamo. Se c'è qualcuno che ha piacere di fare una domanda, questo è un momento che possiamo cogliere. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, ecco. Subito il microfono a Cecilia Nuvola. Comincio io allora, sì, grazie. Grazie, è stato veramente interessante entrambe le relazioni. Allora avrei una domanda per la Carla, se posso darti del tu. Di tutto il materiale che ci hai raccontato oggi, volevo capire come l'avete organizzato, cioè se comunque in archivio avete inventari divisi per argomenti, cosa avete scannerizzato, non scannerizzato, quindi proprio la struttura dell'archivio e quindi come vi muovete, se continuate ad esempio la ricerca di documenti nuovi o se invece aspettate che arrivino donazioni, eccetera, e quindi e le prospettive future, ecco, anche proprio come archivio. E questa è la domanda per te. E le faccio assieme così dopo mollo il microfono. Mi sembra molto interessante sta cosa sulla resistenza femminile, parliamone che potremo fare qualcosa anche col Trentino, se avete voglia. Il discorso della storia orale, ecco, come sono state 100 interviste, ho capito bene, e che tipo di donne sono, mi interessava, come sono state raccolte, perché loro, quindi qualche informazione in più su questo tipo di archivio. Grazie. Allora, rispondo brevemente. Per cercare di dare comunicazione delle donazioni,
tanti anni fa, nel 2009, avevo fatto questo libro, Nella memoria delle cose, che raccoglie di fatto donazioni importantissime, Pesapane, molto molto numerose, cioè molti numerosi documenti, Loris Musi e Vittorio Duca e Don Daniele Longhi. E io carta per carta ho riordinato, cioè ho descritto, ho numerato, ho riordinato tutti i pezzi in ordine cronologico. Ecco. Le scansioni cioè, ci sono, ma non di tutto. In ogni caso, se qualcuno richiede, noi mandiamo la scansione volentieri. L'ordine è questo, cioè quando arriva una donazione, io metto le carte in ordine cronologico, le descrivo e boh, insomma, dopodiché... Penso che ci sentiamo, è lo stesso. Il materiale in generale, perché hai fatto vedere un sacco di materiale. Ecco, anche il materiale, i documenti normali, le interviste, tutto quello che hai, è lì nel vostro archivio ed è appunto descritto con i criteri normali. È nel nostro archivio ed è, guarda, una parte, allora le interviste sono state digitalizzate, prima le avevamo su, allora l'origine è il mini DV. Poi le abbiamo trasferite su DVD, l'anno scorso le abbiamo digitalizzate, per cui almeno sono salve, perché il DVD non ti salva l'intervista, e allora quelle dal punto di vista conservativo ci sono. Ogni videointervista è descritta, c'è, come diceva Giada, ovviamente chi è la persona, il suo percorso. Queste però sono informazioni che abbiamo noi in archivio. E poi c'è questo sito Lager e Deportazione, su cui abbiamo al momento messo 120 interviste trascritte, perché un problema che abbiamo è anche quello di trovare un supporto, come dire, una forma di sito che ci permetta di trasmettere il girato, ecco, perché noi tutte le interviste che abbiamo ovviamente sono dotate di liberatoria per l'uso anche multimedia, quindi su quello siamo a posto, però il nostro sito istituzionale non riesce a supportare assolutamente niente. Il sito con Nova Milanese, almeno lì ci mettiamo le trascrizioni e poi mettiamo gli audio in MP4, ecco, che è già qualcosa. I video devi venirli a vedere da noi, ecco. Però sì, e comunque io... tra tutto il quotidiano che è notevole, appunto sto pensando anche a lasciare a mia volta eredità di tutto questo che ho raccolto e sto riordinando una buona parte anche del materiale, perché per me è tutto ovvio e so dove mettere le mani, ma per chi arriverà dopo di me questo è impensabile, insomma. Per cui sto facendo ordine su ordine su ordine, un disastro, tanta roba, l'avete capito? E non avete visto praticamente niente, però qualcosa. Vai. Vado io? Se ho risposto, non lo so. Invece le interviste, sì, in realtà sono ancora di più di 100 e sono vari, allora ci sono gruppi di interviste, per esempio magari se nell'ambito di una ricerca sulle opzioni ci sono state fatte delle interviste, allora anche queste confluiscono dentro il fondo, dentro la categoria delle interviste per le opzioni, e quindi ci sono tantissime donne che erano ex optanti. Tante donne che hanno semplicemente una storia interessante, che magari parlando, non lo so, per esempio mi viene in mente che varie interviste sono state fatte da Marta sotto suggerimento di Leopold Steuer, che conosceva delle persone particolarmente interessanti e diceva: Marta, qua devi fare un'intervista perché vale la pena fare un'intervista a questa persona, e quindi queste sono anche un po' più generiche in generale sulla storia della vita della persona. Altre volte invece ci sono delle dinamiche proprio particolari, per esempio c'era questa signora che si è scambiata per tutto il 39-43 lettere col suo marito al fronte, e quindi tutta l'intervista ruota attorno alla storia di queste lettere. Quindi ci sono varie... Io adesso sto seguendo la storia delle badanti che sono arrivate a Bolzano a lavorare, da varie parti, in Perù, Albania, Ucraina, eccetera, eccetera, e anche queste sono confluite dentro il fondo di Oral History sotto categorie, però. Quindi è molto... È per quello che appunto l'indice tematico e le parole chiave diventa utile, perché altrimenti è difficile. E appunto sono anche strutturate diversamente, perché alcune sono semplicemente storie interessanti, altre sono parte di un progetto di ricerca, e quindi ecco. A
proposito dell'ordinamento, le videointerviste, siccome sono realizzate a questi 220 testimoni che hanno attraversato lo stesso tipo di esperienza, le domande sono le stesse per tutti. E quindi la scansione è sempre la scansione cronologica ovviamente, e le domande vanno dall'arresto alla carcerazione, alla deportazione, alla liberazione. Questa scansione è la stessa per tutti, per cui volendo uno potrebbe anche fare un ragionamento su queste singole porzioni, insomma, ecco. Non c'è solo quindi l'intervista in generale che vale per quanto è testimoniato dalla persona, ma anche potrebbe essere fatto un ragionamento su tutte le carcerazioni, sulle deportazioni, sui ritorni a casa. È uno di quei film pazzeschi, ecco. Per cui anche questo forse. È andata via la Valeria? Ah, ok. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie. Posso usarlo questo? Ne dai una già. Grazie. Devo schiacciare qualcosa? No, faccio prima l'introduzione. Buonasera, io sono Claudio Montresor e parlo qui a nome di Controtempo Teatro di Bolzano. Molto brevemente vorrei presentarvi il progetto che si chiama Eravamo, Memorie della Comunità Italiana. E questo progetto è il frutto di un lavoro corale. Noi siamo un gruppo piuttosto eterogeneo, ma formato soprattutto da attori e registi. Io sono uno dei pochi che non è né un attore né un regista, e faccio, diciamo, mi usano come loro preferiscono, diciamo, ecco. È iniziato già da più di un anno questo lavoro, ed è stato un lavoro che è partito in una maniera molto semplice, senza una griglia, diciamo, metodologica rigida, e facendo delle interviste con l'intento di valorizzare l'archivio esistente, l'archivio che c'è già qui alla Ca' di Augusta, che è costituito da, penso, circa 300 interviste a membri della comunità italiana che sono venuti qui chiaramente in diversi momenti, dal sud, nel secondo dopoguerra, negli anni 70, tra le due guerre, eccetera, no? Quindi non sono materiali che hanno un intento legato a un episodio storiografico preciso, la resistenza, la guerra, eccetera. Quindi l'intento è un po' quello a cui si richiamava stamani Rodolfo Tajani quando parlava del superamento dell'idea dell'archivio come deposito, cioè un'idea di una fruizione altra che, da quello che ho capito, senza essere del settore perché ho studiato filosofia, credo che rimanga ancora tutto in buona sostanza da inventare, questo modo, cioè un'altra fruizione degli archivi, no? Cioè ci sono dei metodi sicuramente, ma il modo in cui queste memorie possano essere trasmesse alla popolazione e ci si possa giocare con la popolazione dei viventi e non degli specialisti, ok, dei ricercatori, e mi sembra che sia ancora molto da inventare. Ci siamo concentrati sulle periferie perché le memorie esistenti erano soprattutto quelle legate ai centri del mondo operaio della zona industriale di Bolzano e di Sinigo, presso Merano,
dove insomma, storicamente si erano formate le comunità italiane più numerose e organizzate dal periodo fascista in poi, no? Quindi c'erano già tutta una serie di interviste, di memorie, di studi storici curati dai sindacati, eccetera. Quindi non siamo andati in quella direzione, siamo andati a cercarli un po' fuori. Dicevo, le comunità operaie periferiche, le interviste sono state condotte a Salorno, Bressanone e Merano, con l'intento un po' di ricomporre questa comunità attraverso una sorta di tessitura orale. L'obiettivo era cercare di capire un po' meglio chi sono oggi gli italiani dell'Alto Adige. Ecco. Questa entità un po' fantasmatica, diciamolo pure, no? Che ha un'identità contraddittoria, plurima, ecco, se una parola una volta andava di moda in filosofia, rizomatica, no? Ecco, rizomatica, no, come macchia di leopardo. Cioè cercare di comporre questa che è una storia anche tormentata dell'immigrazione italiana in questa terra, no? L'incontro-scontro con la popolazione autoctona, il mescolarsi di tradizioni e esperienze dalla totalità della penisola. Insomma, l'identità di questa popolazione che, se mi passate il termine non sociologico, è un'identità sgarruppata, no? Direi squacquerata. Ecco. Insomma, basti qui solo sottolineare da una parte l'assenza di un dialetto italiano univoco di queste terre. Noi siamo, Controtempo Teatro, siamo in 8, no? Se parliamo i dialetti dei nostri nonni non ne usciamo, come nel 1860 alle prime riunioni del Parlamento, 870, no? Non si capivano esattamente, sarebbe la stessa cosa. Parliamo tutti loro meglio perché sono attori, quindi hanno studiato la dizione, quindi parlano un italiano corretto. Ecco, io magari con qualche inflessione trentino-veneta, però sostanzialmente ci manca anche proprio una coinè comune come italiani dell'Alto Adige, no? E quindi la diversità di queste tradizioni di cui siamo portatori come comunità italiana, altoatesina, sudtirolese, come lo volete chiamare, che sono anche la diversità di tradizioni, di cultura materiale, il cibo, il vino, di cui gli immigranti, gli stranieri di allora, no? Lo dice qualcuno nelle interviste che vi faccio vedere, si dà dello straniero da solo, è un momento bellissimo, lirico. Erano portatori questi stranieri, no? Ne parlerà dopo di me Giampaolo Gerardi, nel mondo del vino, dell'enologia della vite, no? Semplicemente immaginare come si costruisce l'identità, no? Ecco, noi in Alto Adige beviamo il Pino Nero, che è della Borgogna, quindi non è. Beviamo il nostro Gewürztraminer, che è della Sazia, quindi non è. Cioè, i nostri simboli identitari spesso sono dei simboli identitari totalmente posticci, che sono venuti da migrazioni successive, okay? Ma ne parlerà veramente con più competenza di me Giampaolo. Quindi una memoria che difficilmente può essere unitaria proprio perché manca, da una parte la coinè comune, ma le manca lo strumento principale, infatti c'è un po' il professore, scusate, che è quello della parole. La parole nel significato di sussurro, però, la langue e la parole, no? Corso di linguistica generale. L'opposizione tra la lingua come una struttura di segni che noi utilizziamo per comunicare, per denotare, per farci comprendere, e la lingua, la parola come fatto vivo, agito, ok? Non ce l'abbiamo noi, o meglio, ce n'abbiamo, ognuno ha la sua parola. Quindi siamo mancanti proprio in quello che è lo strumento, che appunto non è il semplice dialetto, non so se mi spiego, no? Ecco, ciascuno di noi ha un dialetto e io mi appello al mio dialetto della Valarsa di mia nonna o veronese di mio nonno e lo ritrovo. No, perché ci manca proprio la parola, nel senso appunto di sussurro. Cioè, quello che avevo in testa guardando i materiali in questi giorni per prepararvi questa piccola presentazione era l'idiosincrasia in qualche modo trascritto orale, no? Cioè, nell'orale c'è qualcosa, il dire orale è qualcosa che dice di meno di quello che vorrebbe dire e nello stesso tempo di più
di quello a cui ci si riferisce con la parola, con la denotazione. Cioè io dico occhiali, no? Nel dire orale, nello scritto occhiali è occhiale, ok? Nell'orale non è così, ok? Cioè sarebbe molto complicato andare avanti su questa strada, quindi spero che abbiate colto, insomma. Quindi questa contrapposizione noi l'abbiamo potuta cogliere proprio perché abbiamo fatto delle interviste vis-à-vis, cioè non sarebbe stato possibile cogliere questa dimensione, che è la dimensione poi specifica, individuale dell'intervistato, dell'orante si direbbe, no? Se non attraverso una dimensione orale. Se noi avessimo fatto uno scritto, un'intervista scritta, questa dimensione si sarebbe persa. O meglio, sarebbe stata proprio per sua natura non colta, impossibile rintracciarla. Cioè parlo di quello che la parola non solo denota, ma evoca. Quindi siccome loro sono degli attori, è una cosa che ci interessa molto, no? Che cosa evochi la parola, visto che una delle tracce del teatro greco è la parola come evocazione, non è il teatro di narrazione dell'Ottocento a cui noi ci siamo costretti in una camicia di forza, cioè quello che pensiamo che sia il teatro. Cioè, entra il principe, parla con il marchese, dice buongiorno principe, l'altro risponde buongiorno marchese, no, non è quello, ok? È il teatro come evocazione, no? Cioè, sono i miti orfici, è un'altra cosa. Quindi questo nelle interviste è particolarmente evidente, cioè anche a uno sguardo non specialistico, non di un ricercatore, ciò che ci si accorge subito è che l'immagine, il video, cioè nell'atto della parola, però dice altro, è oltre quello che il parlante intende, cioè quasi lo trasfigura, quasi lo trascende. Nell'atto della parola di fronte alla camera l'intervistato si modifica, cioè ci restituisce un'immagine e una memoria di sé che quasi tracima dalla sua stessa intenzione. Ci vorrebbe un po' di psicologia della percezione, un po' di Gestalt per capire queste cose. Quindi anche ricordando ciò che è stato detto stamattina, no? L'archivio di comunità come archivio orale diventa non un luogo di conservazione della memoria, no? Diceva, credo, non mi ricordo più, la Cecilia, e anche Rodolfo, giusto? Ok. Non tanto un luogo di conservazione della memoria, ma un luogo che produce memoria, no? Perché la conservazione della memoria di per sé è spesso la conservazione della memoria in funzione della costruzione o del consolidamento di un'identità della popolazione, no? Nel gioco delle identità contrapposte delle popolazioni. No, qui noi siamo campioni indiscutibili in Alto Adige di questa cosa, da sempre, imbattibili. Ma adesso basta pensare all'oggi, alla percezione che potrebbe avere di sé oggi un giovane israeliano, no? E a come ha costruito la sua memoria, la sua identità di essere umano, e quanto questa sua costruzione, questa sua memoria sia completamente diversa e lontana dall'identità, ad esempio, di un ebreo della diaspora. Cioè, sono due cose quasi incomunicabili, no? Recentemente ho visto un video di uno storico israeliano che spiegava come quasi nessun giovane israeliano sa niente della rivolta del ghetto di Varsavia, che è uno degli atti fondativi dello Stato di Israele. No? Non volevo parlare di Israele. Quindi l'archivio orale di una comunità diventa invece un luogo di produzione della memoria, tenendo conto che la memoria è sempre complessa, contraddittoria, mai univoca. Quindi rispetto anche a quello che è stato detto stamattina dall'archivista della cultura tedesca, che parla della cronaca, no? Ma la cronaca è già una narrazione di un fatto, non è mica un fatto. Non è il fatto stesso, è la sua interpretazione. Quindi, se l'archivio orale ha da essere vivo, tutto deve essere meno cronaca.
Cioè, mi piace qui ricordare Jacques Derrida quando dice che la stampa informa i fatti e giammai sui fatti, no? Cioè, lo mettiamo qua e non ce lo dimentichiamo mai più, no? E che la storia, la grande storia, si manifesta soprattutto come una catena ininterrotta di fatti che estromettono tutti i fatti che non sono stati narrati, no? Quindi questo lavoro per noi è stata anche una ricomposizione in qualche modo degli scarti, cioè di ciò che non è esistito nella misura in cui non è stato narrato. Ecco, tenendo presente queste considerazioni anche dedicate al filosofico, ma che secondo noi sono centrali per una riflessione sulla memoria, noi abbiamo cercato di indagare di quali emigrazioni sia figlia questa comunità italiana, di quali mescolanze, di quali innesti, che sono veramente tanti, non sono come nella vita così semplice, la barbatella nei innesti, no, sono tanti, e anche stratificati, no? Da quale errare, cioè quale errare ha portato alla nascita di una comunità italiana in questa terra? Da quale necessità sono stati costretti a spostarsi? Certo, il fascismo, il lavoro, il bisogno, di cui tra l'altro il lavoro nel trailer che seguirà, che vi farò vedere adesso, non troverete quasi traccia, no? Perché l'abbiamo messo, è un po' quasi, non perché non sia interessante, ma perché volevamo darvi forse un altro sapore oggi di questa cosa, no? Comunque ne dedicheremo al lavoro un trailer ad hoc, no? Il progetto quindi nasce con l'obiettivo di rispondere a queste domande, già attraverso il titolo del progetto stesso, che è un Witz, come dice in tedesco, un gioco linguistico. Erravamo con una R, con due R, ma con un R nascosta, quindi eravamo, viaggiavamo, sbagliavamo. Ecco, se possiamo vedere il video adesso. Sì, nessuno scopo fa. No? Forse secco? Forse uno? Io non so. Ce l'aveva insegnato, giuro. Ma noi Questi boomer. No, io non sono capace, io sono totalmente incapace di fare queste cose. Va da solo? Ok, magari spegniamo la luce. Ho il ricordo della prima immagine di Merano, sì, perché dormivo in macchina dietro e quando i miei genitori mi hanno svegliato e hanno detto siamo arrivati, io mi ricordo Piazza Teatro. Sto qua in Alto Adige, precisamente a Bressanone, dal 2013. Era il 13 di aprile del 1981, ero a Maniche Corte, stranamente. Su una foto appena arrivato, sono andato la sera, la mattina dopo avevo una foto insieme a un altro ragazzo che era lì con me. Maniche Corte, una bella giornata di sole, si stava bene, belle montagne, bella pallata. Mese di luglio dello stesso anno nevicava. Ho fatto la domanda, nel mese di agosto sono partita dal mio paese, ho preso il treno a Napoli alle 6 di sera e sono arrivata a Bolzano alle 10 del giorno successivo. E io lì mi sono accorta che l'anomalia non è l'andare, il migrare, l'anomalia è lo stare. C'è un detto che dice che Salurno è il paese dell'ombria, che chi arriva non va più via. Sono arrivata ed era freddissimo perché era fine ottobre del 98. Avevo 22 anni. E tant'è che ricordo di aver lasciato Roma con una valigia come quando si va da un amico o da un'amica a passare la notte e poi si torna o fare feste e poi si ritorna. E invece eccomi qua. A 60 anni allora si andava in pensione e ho detto potrei anche tornare perché nel retro c'era sempre questa idea, prima o poi alle mie montagne torno. Io ho fatto tutta la Valle dell'Adige su questo furgone, la valle buissima perché era una giornata autunnale, cupa. Sono arrivato a Rio Maggiore, sulla piazzetta di Rio Maggiore e sono sceso da questo furgone per stirarmi e per sgranchirmi fronte al mare
E mentre proprio mi ricordo il gesto di arcuare la schiena per stendermi e mi sono trovato in un fiume di lacrime, perché mi sono reso conto che da quasi 10 anni non vedevo l'orizzonte. Che arrivavamo nel 65 a Bressanone subito dopo quella che era stata l'alluvione, che Bressanone fu abbastanza distruttiva in pratica nel 64, e Bressanone era ancora messa un po' male. E quando sono arrivata, per fortuna, la strada era asfaltata, non era più una mulattiera, e tutti i meli erano in fiore. E allora, sai, per quanto sia, ti sei un po' rincorata. Infatti, dopo non tanto tempo, purtroppo sono rimasta vedova e non sono tornata con 3 figli, a 40 anni con 3 figli vedova, ma non sono tornata giù. Avevo le amiche, l'ambiente scolastico, le mie colleghe, che sono state la mia famiglia, insomma, praticamente. E mi sono trovata benissimo. Mi sento a casa perché lo noto quando poi vado in vacanza e torno a Taranto. Io dico che sono geneticamente modificata, nel senso posso stare 15 giorni, poi comincia la mia altoatesinità a farsi sentire, no? La sottorolesità. Io comincio a sentire il richiamo della foresta, il richiamo della Sicilia, quando arriva l'estate, esatto. Però molte volte d'estate prendevamo il treno alle 9 di sera e alle 10 di mattina eravamo a Lecce. Mi ricordo queste cose, per me era una... Infatti io per molti anni mi sono sempre chiesto, ma tra Bologna e Lecce quando ero ragazzo, cosa c'è davvero? Perché io mi svegliavo che eravamo già verso Campobasso, Foggia. L'unico problema era la difficoltà della lingua, che però era facilmente superabile perché, insomma, se due si vogliono capire si capiscono a prescindere, no? Ma più che una parte c'era questa solita domanda: ma tu come ti senti? Ma tu come pensi? Ma tu come sogni? Questo sì, in continuazione. Ancora adesso invece? Ogni tanto sì. Come sogni, io stessa mi chiedo ma come sogno, non lo so, io non ho idea di come, in che lingua, se sogno in una lingua, non lo so. Ma tu da tanti anni che sei fuori e ancora ti si sente l'accento. Detto, vedi che io al nord, come dicevo ai miei amici, io vedi che al nord parlo più il dialetto di quanto lo parli tu qui a Palermo, perché lì eravamo tutti, tanta gente del meridione, insomma, per cui con calabresi e siciliani parliamo la stessa lingua, lo stesso dialetto senza problemi. Perché ecco, qua ho scoperto per esempio il termine terrona, cioè non sapevo neanche all'inizio, terrona, vado a bere il caffè, terrona, lei è la terrona. Ah sì, io sono di Valce Crozza. Siccome ero piccolina e insomma magari giocando mi difendevo graffiando, in tedesco Krotzen, insomma graffiare, Valce perché appunto gli italiani detti Valce e io ero di Valce Crozza, cioè l'italiana che graffiava. Sono gruppi misti, ma nascono così dalle strade, io ho giocato a pallone una vita, erano così, cioè non c'era un problema in questo senso. Allora ti dico, quando ero giovane, che facevamo la guerra, quando veniva la neve con i tedeschi, facevamo le palle di neve, ce le tiravamo, perché era molto diverso di allora, di adesso. Ma perché Merano è metà e metà, quindi i gruppi sono misti per forza e questo è molto bello e sono contento di aver vissuto a Merano e ci vivo tuttora, ci lavoro ancora. Però d'altra parte li capisco perché io che sono qua da 50 anni faccio fatica a capire il tedesco, quindi siamo pari. Quando arrivavano, diciamo così, la popolazione sopra Bolzano, della provincia alta di Bolzano, arrivavano tutti quanti, le donne con dei vestiti semplicemente stupendi, pizzi, vestiti proprio dalle cioè da grandi occasioni, le scarpe laccate con il tacco largo, ma il tacco diciamo, e normalmente i capelli rivolti con la corona, la treccia, la corona. Perché qui la gente è semplice, quello che io poi ho visto di tutto e di più in tutto il mondo,
Ma la gioia sono semplici, puri, cioè non so come dire. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo anche è il loro stretto legame con la natura. E che vedevo che si annaffiavano sti prati, meleti, con questi annaffiatori, e io tornavo a Roma e tutto secco, tutto giallo dappertutto, era una cosa... Quando eravamo in gita con i bambini nei boschi su nella Val di Funes, che è una valle bellissima, allora c'erano i bambini che mangiavano dei pezzi di foglie, di erbe, così. E io, oddio, come mi era uscito di scatto, sembravo un misto tra mia nonna e mia madre, e quindi, no, cosa fai? No. E questi bambini mi guardano e fanno, ma maestra, ma guarda che questo fa bene. Era autunno, freddo, perché a quei tempi era ancora freddo. Entriamo nel paese, c'era l'albergo, ti vedo rotolare 2 rotoli di fieno. Proprio come un paradiso. In che senso? Era tutto... Ma in tutto. Era tutto la curiosità, ma anche un grande cambiamento. Come io come persona. Se come Heimat, il fatto è che Heimat con l'H maiuscola c'è appunto quella componente nazionalistica che almeno io personalmente ho sempre rifiutato, anche a livello di italiano in Italia. Non erano mai stati in Italia e io non ho mai sentito delle persone che avessero così nostalgia di uno Stato che non avevano mai visto. Cioè questa nostalgia loro l'avevano bevuta attraverso la storia dei loro genitori. Cui la H maiuscola per me è casa, dove mi sento a casa più che patria. Eccolo allora l'archivio orale, la storia orale, che è un'arte, arte di ascolto e di relazione. La relazione tra persone intervistate e persone che intervistano, la relazione tra il presente in cui si parla e il passato di cui si parla. E forse essendo relazione è un ricordare più che un ricordo finito, un ricordare che viaggia e incontra e che si informa ogni volta che viene condiviso un atto narrante, originario e irripetibile. Eccolo l'archivio orale, una biblioteca umana di voci che si intrecciano e di volti e di occhi che cercano, di mani che gesticolano, di inizi improvvisi, di improvvisi silenzi, di scarti, di incertezze. Un oceano per ricercatori attenti di perle, ma bisogna scendere a profondità di oltre 30 metri per trovarle quelle perle. Eccolo l'archivio orale, la relazione tra il privato e il pubblico, tra l'autobiografia e la storia, quella di un uomo che parla ad altri uomini, tra la dolcezza della Madeleine che risveglia improvvisa il passato e il tempo che va. Una parola è morta quando è detta, dicono, io dico, che solo quel giorno comincia a vivere. Però non so se abbia mai chiesto il Dirndl. Allora, questa ovviamente è solo una primissima restituzione dove c'è un piccolo trailer dove del resto mancano metà delle interviste più o meno che abbiamo fatto, ne abbiamo scelte alcune in maniera assolutamente strumentale. Lavorando su queste interviste appunto non abbiamo potuto che riflettere sulla questione dell'autenticità di una testimonianza, che è un po' la domanda che ponevo stamattina. Da una parte l'intervistato sceglie cosa raccontare del suo passato, dall'altra, e qui credo che valga la pena di ricordare il buon Leopardi, è un adulto, spesso un anziano, che ricorda la sua giovinezza e quindi la ricorda appunto da adulto, adulterandola, no?
modificandola, trasformandola, anche grazie alla distanza nel tempo che ha appunto trasfigurato quell'esperienza stessa. Una donna anziana che ricorda con nostalgia il periodo del fascismo ricorda il proprio sé giovane durante il ventennio. Ha nostalgia delle serate col giovane fidanzato poi diventato marito, magari di un ballo, di un cinema. Non ha nostalgia del regime fascista. Okay? Quindi la memoria che seleziona e che modifica. Dall'altra parte noi costruiamo un trailer, un video e operiamo una selezione, per così dire, postuma. Cioè scegliamo cosa tenere e di nuovo cosa scartare e ristudiamo ancora qualcos'altro. Lavorando su questo video con Ginevra Tarascio l'altro ieri ci è venuto giustamente in mente Orson Welles, che con la sua straordinaria riflessione su F for fake, F come falso, non su ciò che è autentico e su ciò che non è, no? Sulla fonte, si potrebbe dire. Ma in realtà le suggestioni, gli stimoli precedenti, la realizzazione di questo progetto sono un po' da rintracciare invece all'interno di quella riflessione sulla cultura popolare che viene da Ernesto Di Martino, da Carlo Levi e dalla riflessione della più interessante, almeno per me, culturalmente, corrente del pensiero politico italiano, che era quello della sinistra socialista degli anni 50, no? Perché è venuto quasi tutto da lì, non dalla Democrazia Cristiana, non dal mondo cattolico, non dai comunisti che erano molto più dogmatici, e quindi quando abbiamo iniziato più di un anno fa a lavorare su queste cose, le suggestioni erano Raniero Panzieri che promuove l'inchiesta della fabbrica davanti ai cancelli negli anni 50, Roberto Leidi, Gianni Bosio, Cesare Bermani, con il lavoro sulla musica popolare, le canzoni di lotta, le canzoni delle mondine, eccetera, eccetera, eccetera. E che poi darà l'avvio a quel progetto magnifico che saranno i dischi del sole delle edizioni avanti, negli anni 50, fine anni 50, 60, il nuovo canzone italiano, Giovanna Marini, no? Poi Nuto Revelli, il lavoro sul mondo contadino, no? Queste sono, credo, le cose che in modo diverso ci hanno attraversato. Da tutte queste interviste nascerà un vero e proprio video di circa un'ora, che lasceremo qui come documento alla Biblioteca Claudia Augusta, e spero che magari ne facciamo un formato per le scuole, anche per dare un là, ecco, a come se potrebbe essere un gioco anche di una ricerca storica familiare. Noi l'abbiamo già fatto con il laboratorio l'anno scorso, ne parlava prima Flora, però sarebbe un modo molto carino di andare a rintracciare nella propria storia familiare attraverso la forma dell'intervista e la forma del video che i ragazzi insomma, manipolano molto facilmente. Sembra un suggerimento, diciamo, didattico interessante. E a fine dicembre, il 21 dicembre 2025, credo, faremo uno spettacolo che sarà un vero e proprio spettacolo. Vi invito già da ora al Teatro De Gries qui a Bolzano, e se ci riusciamo nei primi mesi dell'anno prossimo una giornata di degustazione e riflessione su un aspetto centrale della cultura, che è la cultura materiale, così importante poi in questo territorio. E in questo territorio la cultura materiale non è l'unico aspetto ovviamente della cultura materiale, ma è soprattutto la vite e l'enologia, no? Proprio in collaborazione con Giampaolo e Proposta Vide, che mi siede qui accanto. Ecco, non so se avete, credo di sì, notato il riferimento alla Madeleine, che è ovviamente volutissimo, scelto, perché forse quello che dopo molto tempo rimane nel ricordo ormai rarefatto, adulterato, come dicevamo prima, è appunto il sapore, no? Il biscotto inzuppato nel tè al tiglio a Cambrai dalla zia Leonie, no? Di Marcel Proust, se ve lo ricordate. E quindi abbiamo pensato che lo spettacolo attraverso il quale noi reinventeremo questi racconti e in qualche modo riporteremo alla luce questa parole di cui parlavamo prima, questo tempo perduto, debba proprio nascere da una memoria dei sensi. L'udito, le canzoni dell'immigrazione, non l'abbiamo potute mettere qui per motivi di brevità, no? Ma in alcune interviste qualcuno ci ha raccontato i canti, ma non solo i canti che lui portava da emigrante, ma i canti che lui sentiva da straniero in una nuova terra. Quindi questo signore palermitano che parla, per esempio, così vi rivelo uno dei fake
della giornata. In realtà quando parla delle montagne non sta parlando delle montagne dell'Alto Adige, ma sta parlando delle montagne del Tarvisio, perché lui sceglie Trieste come massimo sua visione del nord possibile, cioè come se fosse Helsinki, Trieste, però lo mandano al Tarvisio a fare il ferroviere, no? Però noi l'abbiamo montato e nessuno si è accorto che ovviamente non sta parlando di Bolzano, e quando lui ci racconta di una canzone non ci racconta di una canzone, non so, della Vucciria o di Mondello, no? Ma ci racconta di una canzone che i ferrovieri friulani cantavano per sfottersi uno con l'altro, i macchinisti, in friulano, no? Quindi abbiamo pensato che appunto di ritornare a questa memoria dei sensi, quindi l'udito, dicevo, il gusto, quindi la conoscenza, il ricordo dei frutti lasciati, degli odori lasciati, no? Delle colture, non delle culture, delle colture, no? Dei paesi di origine, lo stupore per la scoperta dei nuovi gusti e infine ovviamente l'odore, non il profumo, vero come dicono i sommelier, Giampaolo, ma appunto l'odore del cibo, dei vestiti, delle persone anche, no? Ci sono pagine stupende sul ricordo, per esempio nel Ricordo d'amore, quando Roland Barthes parla dell'odore dell'altro, che si percepisce, quello è un ricordo fortissimo, non logificato, no? Ecco, basta, grazie. Buonasera, si sente? Sì, sì. Ringrazio la biblioteca e anche Claudio per avermi invitato. Certo, dopo i dottissimi interventi di chi mi ha preceduto, ai quali faccio anche i miei complimenti, perché veramente sono temi inusuali, no? Però importantissimi. Non so se sentirmi come dire, liberato o angustiato per il fatto che il mio tema sia molto più leggero, forse è anche meglio così a quest'ora, no? È l'ultimo intervento, sì. Questo sì. Ecco. Per cui il tema che devo, così, sviscerare, che devo affrontare, come si dice, migrazioni di vini e migrazioni di uomini, no? Tema complessissimo, però forse bisogna ben inquadrare prima la questione, altrimenti non si capisce dove si vuole andare a parare. Innanzitutto il vino appartiene al mondo mediterraneo e qualche paese, diciamo, vicino al Mediterraneo come la Georgia e l'Armenia, dove sono state trovate le prime, dal punto di vista, come dire, archeologico, sono state trovate le prime documentazioni, ecco, che ci fossero dei torchi, che ci fossero delle cantine, che si imbottigliasse il vino. Però questo è noi siamo europei. Quando io andavo alle medie, l'Europa era considerata un continente, non so se vi ricordate. Era considerata un continente, no? Come dire, l'idea che l'Europa sia al centro del mondo lo è tuttora. Io ho guardato sulla carta del mondo, l'Europa è un pochino più del doppio dell'Arabia Saudita, geograficamente, no? Però indubbiamente in quello che è successo in Europa e nel Mediterraneo è qualcosa di stupefacente, no? La varietà, no? Che esiste di culture, anche di religioni, di lingue, di tante cose. Comunque il vino, cioè diciamo l'uva con l'olivo e col grano, sono nati qui. Poi la vera cultura è contaminazione, per cui nei piatti tipici italiani c'è il pomodoro, che certo non è nato qui, certo non c'era il tempo dei romani, c'è la cioccolata, ci sono le patate, eccetera. Però è importante fare questa considerazione, no? Prima parlavo di emigrazione, le prime viti in Sud America le hanno portate gli italiani o comunque gli europei, ma parliamo di meno di 2 secoli fa, forse un po' qualche eccezione, però diciamo un secolo fa. In Australia, in Sudafrica è la stessa cosa. Ecco, comunque nel nostro mondo mediterraneo, il vino ha rappresentato
non era vissuto, non era bevuto come lo facciamo noi attualmente. Aveva un significato molto più profondo, si potrebbe dire religioso. Nella religione cristiana è il vino che si trasforma in sangue, no? È il grano, la farina che si trasforma in corpo, ed è l'olio che, come dire, che serve per ungere, per dare significato a certi riti. E prima ancora del cristianesimo i greci avevano il dio Dioniso, no? Per cui era il dio del passaggio dallo stato selvatico alla natura stanziale dell'uomo, come siamo diventati noi. E la vite comincia a esistere, cioè esisteva da prima, però la vite coltivata, perché questo è il passaggio, la vite vinifera è diversa dalla vite selvatica, e la vite comunque documenta, testimonia la stanzialità. Quando l'uomo ha deciso di fermarsi, ha cominciato a coltivare la vite. C'è una frase bellissima, se vi posso leggere, di Enzo Bianchi, che era stato priore o abate dell'Università, che dice: piantare una vigna è come fare un matrimonio con la terra, che non a caso la Bibbia pone come il primo gesto compiuto da Noè dopo il diluvio. Significa stipulare un'alleanza con un pezzo di terra, affermare che lì, in quel posto preciso, si vuole dimorare, che si prende il tempo di attendere lì e non altrove i frutti del proprio lavoro, coltura e cultura radicalmente diversa da quella nomadica e quella della vigna. Una sorta di patto nuziale tra l'uomo e la natura, senza il quale non può nascere la civiltà. Per cui che si sia stemi o meno, che si voglia o meno, che si apprezzi o meno il vino, fa parte del nostro mondo, del nostro modo di pensare, del nostro modo di concepire le relazioni, ma anche la sacralità. Per cui è difficile oggi determinare, dire come si sono spostate le viti nel corso del tempo. Molte sono nate sul posto, sono nate da sementi, no? O sono nate da incroci di viti Adesso c'è un termine molto di moda, tutti usano il termine autoctono, no? È un termine improprio, nel senso che effettivamente ci sono dei vitigni autoctoni che sono nati, sono generati in un determinato posto, però la maggior parte di quelli che noi conosciamo sono, il termine corretto sarebbe alloctono. È talmente brutto che nessuno lo usa e va benissimo così. Però ecco, questa commistione, questo passaggio c'è sempre stato. Quello che è interessante è che la vite in parte ha seguito l'uomo. Nel sud Italia ci sono dei vitigni, c'è un gruppo di vitigni, si chiamano greco, grecanico, grechetto. L'etimologia della parola documenta da dove provengano. Il termine aglianico vuol dire ellenico. Vuol dire ellenico, no? C'è l'uva Corinto, insomma ce ne sono tantissime. Però una certa forma di viticoltura esisteva anche prima, no? Solo che era una viticoltura diversa, no? Gli Etruschi si chiama ancora, perché esiste ancora, si chiama alberata etrusca, cioè le viti selvatiche sposate, abbracciate alle piante, che però erano selvatiche. La differenza fra questo tipo di viticoltura è la coltivazione sistematica, no? Si sceglie cosa piantare, quale tipo di vite portare a frutto, lo si coltiva, cioè li si pianta e li si mette in uno schema di posizione proprio delle viti, che riguarda naturalmente i vari territori, può essere montagna, può essere pianura, può essere sabbia, può essere cosa. Ed è questo che fa la differenza. C'è un rimando che dà l'idea in maniera perfetta di cosa significhi la viticoltura legata alla vitis vinifera rispetto a quello della silvestre. Vi ricordate nell'Odissea quando Ulisse acceca Polifemo, no?
Polifemo lo beveva il vino, ma lui beveva un vino che loro facevano con le viti selvatiche. Quando invece Ulisse gli offre il vino che gli avevano regalato dalla Tracia, è un vino che aveva il doppio grado alcolico. È per quello che si è ubriacato Polifemo. No, è una sciocchezza, ma è proprio una rappresentazione perfetta dei due mondi, no? Il mondo di chi viveva ancora di transumanza, viveva di raccoglitori, no? Cacciatori, di chi invece aveva deciso di sistemarsi. E questo mondo dell'agricoltura si è spostato da Oriente verso Occidente. E, nonostante questo, in alcune zone, per esempio in Sardegna, le viti esistevano prima dell'arrivo dei Greci, anche in Puglia in alcune zone. È molto difficile, no, risalire esattamente, anche perché nei luoghi di partenza adesso queste viti non è che si possa confrontare quello che c'era 3, 4 o 2000 anni fa rispetto a quello che c'è adesso in un altro posto. Adesso si può fare il DNA, però nei posti da dove sono partite non ci sono più, no? C'è un'uva ancora che esiste che si chiama Moscato di Alessandria, si intende Alessandria d'Egitto, quando nel Nord Africa, in tutto il Nord Africa si coltivava la vite, e è ancora coltivata nell'Egeo, nel Dodecanneso, ma anche a Pantelleria, anche in diverse isole del sud Italia. È un'uva da tavola, che però con la quale si può anche fare il vino. Adesso non vi tedio con la spiegazione, è una spiegazione straordinaria, fra la possibilità della stessa vite di avere uva da tavola e uva da vino, legata anche alla commistione fra il mondo europeo e il mondo arabo. Almeno ufficialmente chi pratica l'Islam non beve vino, no? Però può mangiare l'uva, per cui non è che l'uva non potesse essere coltivata. Ecco, però appunto una cosa è per mangiare, una cosa è per cui oggi ci sono due tipologie di viti, quelle da mangiare e quelle per fare il vino. Il Moscato di Alessandria permette di fare entrambe le questioni. No? Poi c'è una biblioteca a Vicenza, una biblioteca privata che si chiama La Vigna, dove ci sono state delle donazioni private, c'è del materiale straordinario di testi, no? Che parla. Però i più antichi risalgono al 1300, 1400, poi dal 500-600 in poi c'è tantissimo materiale, però prima è difficile, insomma, risalire anche perché adesso cataloghiamo e diamo un nome, ma una volta non era così. Qualche nome esisteva, non è che nessun vino che nessuna uva avesse il nome, però era diversa il modo con cui gli veniva affibbiato un nome. Per esempio in Trentino e anche in Alto Adige è arrivato con le truppe napoleoniche, no? Voi sapete, quando le truppe napoleoniche sono andate in Egitto, dietro avevano gli archeologi, è lì che hanno scoperto la stella di Rosetta e che sono riusciti a tradurre i geroglifici, no? Ma le persone ce l'avevano a seguito, cioè dietro l'esercito c'erano gli archeologi e gli studiosi. Quando le truppe napoleoniche sono arrivate per la prima volta in Italia e in Trentino, diciamo, anzi a proposito, il nome Alto Adige è stato dato dalle truppe napoleoniche, risalendo l'Adige sono arrivate a Bolzano e sono loro che l'hanno chiamato Alto Adige. Dicevo perso il filo Le truppe napoleoniche quando sono arrivate? Sì, avevano dietro al seguito delle persone che si occupavano di agricoltura, di zootecnia, no? E appena arrivavano in un posto delegavano le autorità competenti del luogo a fare dei resoconti. È lì che si è cominciato a dare il nome, no? A inventarselo anche. Ci sono dei nomi che sono stati inventati per l'occasione perché non esistevano, no? E da lì in poi, per cui dai primi dell'Ottocento, da lì in poi, si è cominciato a dare il nome ad ogni tipo di uva, no? Poi nella seconda metà dell'Ottocento sono nate anche le prime scuole enologiche, per cui la definizione
dei vitigni è diventata precisa, no? Però era molto problematica, ma veramente molto problematica. Io l'anno scorso sono stato in un vigneto sul Vesuvio, un vigneto su Piedefranco, sono dentro pianti che hanno più di 200 anni, e c'erano tutte queste piante a cui c'è un contadino che li lavora da quasi 60 anni, a cui aveva dato dei nomi diversi, perché ogni pianta aveva un grappolo diverso, una forma diversa, un colore diverso, insomma erano diverse, e lui gli ha dato dei nomi, no? Poi hanno chiamato l'università, c'è un'università onologica a Portici, no? Per studiare questo vigneto, perché è veramente un patrimonio di biodiversità straordinario. E hanno detto, questo è tutta una varietà, un'unica varietà, una varietà che si chiama Piedirosso. Queste sono, la rappresentazione di questa diversità appunto è la biodiversità, no? Per cui il sistema che avevano di lettura prima dell'uso del DNA non era preciso, no? Perché descrivevano la forma del grappolo o della foglia, no? o la vigoria della pianta, o il colore di tralcio, o il colore delle foglie. In realtà non è così, adesso invece col DNA riusciamo a risalire. Ecco, comunque negli spostamenti della viticoltura possiamo citare questi due aspetti importanti. Nel mondo romano esistevano due confini naturali, il Reno e il Danubio. Okay? A parte una piccola escursione nei primi anni dell'epoca moderna, al di là del Reno i romani non hanno più superato, e il Danubio l'hanno superato dove c'è attualmente la Romania, c'era la Dacia, difatti si parla una lingua neolatina per questa ragione, altrimenti non l'avevano mai superato. Alla fine del III secolo un imperatore che si chiamava Probo, siccome lungo questi confini c'erano anche più di 500.000 legionari, però non sempre avevano, per tenerli allenati, ha deciso di piantare le viti e di farli lavorare. È vero, non è un'illazione. E i romani, pragmatici, hanno scelto un tipo di uva che hanno prelevato in un luogo fra l'Ungheria, la Slovenia, il Friuli attuale, non si sa bene, la Pannonia si chiamava, no? E hanno piantato questo, loro lo chiamavano Heunisch, no? Nostro, come Mare Nostrum, e pensate che da questo vitigno, da questo unico vitigno, incrociandoci con gli altri che erano selvatici o presenti, sono nati, oggi ci sono 78 vitigni europei che hanno come genitore Heunisch, lo Chardonnay, il Riesling, il Grünefeldliner, il Sylvaner, la Schiava. Tutte queste varietà hanno un genitore che si chiama Heunisch, che sono state piantate dai romani. Fra l'altro la viticoltura di queste zone, cioè il consumo del vino prodotto in queste zone, il tipo di consumo è quello che abbiamo adottato noi. Prima i romani lo allungavano sempre il vino, anzi quanto acqua metterci era data dall'occasione, anche dall'ora, dalla mattina alla sera, no? E lo allungavano sempre. Invece a queste latitudini in cui il grado alcolico era basso, il vino si beveva senza è quello che facciamo noi adesso, no? Però ecco, poi con i romani si è fermato lì, per cui sponda a sinistra del Reno e sponda a destra del Danubio. Poi sono state le abbazie benedettine da Carlo Magno in poi a portare la viticoltura nel resto d'Europa, in Germania, nella parte insomma oltre questi confini. Erano centri di potere e il vino li serviva anche per il rito della messa, però il vino nei monasteri non poteva mancare. Anzi, faccio una piccola chiosa, i monasteri medievali
erano i centri di ricerca attuali come dire, nell'organizzazione di questi monasteri. Erano tutti benedettini, si diceva ora et labora, no? Cioè loro dedicavano tempo alla preghiera, ma dedicavano tantissimo tempo alla produzione di qualsiasi cosa. Loro allevavano trote, cavalli, asini, qualsiasi cosa. Ma non solo. Loro facevano ricerca, elaboravano, sceglievano le sementi, gli incroci, le talei, no? E c'è una cosa straordinaria, perché loro, cioè un monastero, l'abbazia di Pomposa poteva comunicare con un'abbazia irlandese o danese o spagnola, e lo facevano. E tutti parlavano un'unica lingua, che era il latino. Per cui si comunicavano, e anche lì passavano come dire, non solo le viti, no? Però c'era un continuo passaggio di sementi, di cose che non si conoscevano. Posso fare un esempio per dire quanto sia complessa la questione? In Trentino, fra i vitigni così storici che erano presenti fino alla Prima Guerra Mondiale, ce ne sono 3 particolari. Uno si chiama San Lorenzo, uno si chiama Portoghese e uno si chiama Franconia, no? Questi sono arrivati dall'Austria nell'ultima parte, negli ultimi 20 anni dell'Ottocento. Perché? Perché una malattia della viti, che si chiama Fillossera, che ha decimato la viticoltura europea, per cui nel 1870 in Germania, in Francia e in Austria non c'era più viticoltura, ha stimolato il commercio. Il Trentino, immaginatevi un fazzoletto, una bandierina di terra poverissima ai margini dell'impero, no? Era come la Galizia, solo era più a sud, no? Che produceva vino, non riusciva mai a venderlo perché c'erano dei dazi, dalla Vissa a Bolzano c'erano 6 dazi, ci sono dei percorsi, c'è una persona che ho conosciuto che ha fatto una tesi di laurea sui percorsi di contrabbandieri di vino che portavano il vino in montagna, no? E allora hanno cominciato, non c'era più vino, non ce n'era neanche abbastanza, hanno liberato tutti i dazi e hanno anche cominciato a chiedere quello che loro consumavano. Portugieser, San Lauren e Blaufränkisch sono i vini che si coltivano anche oggi in Boemia, in Moravia, nel Burgenland e nella parte occidentale dell'Ungheria. E hanno cominciato a piantarli. In Trentino e anche in Alto Adige il San Lorenzo e il Portoghese sono varietà precoci, per cui maturavano anche ad altitudini elevate. Oggi, se bevete un vino dell'abbazia di Novacella, vi daranno, cioè 9 su 10 della produzione è bianco, ma nei documenti di vendemmia di fine 800 i vini, le uve erano rosse, erano Vernaccia, La Schiava, San Lorenzo e Portoghese. Ecco, però perché c'era, come dire, una richiesta, ma soprattutto perché maturavano anche in altitudine. Ma per dirvi come si dice, la provenienza, per esempio, del portoghese, vediamo se lo trovo. Allora, nel 1772 i proprietari della tenuta Freiherr von Fries portarono il portoghese da Oporto a Weslau, è una cittadina tedesca. Da lì è iniziato il suo successo attraverso tutti i paesi dell'impero austro-ungarico, il Württemberg, il Baden e la zona del Reno. Questo è un documento che dice, ha il nome portoghese, no? Da dove viene? Dal Portogallo. E questo è un documento che dice è arrivato qui. D'accordo. Ma la stessa parola in Trentino si dice San Lorenzo in italiano, ma in Alto Adige si dice San Laurent. Ma non è Heiliger Lorenz o Sankt Lorenz, è una trasposizione del termine francese Saint Laurent, no? Saint Laurent, no? Lo stesso nome Blaufränkisch, Franconia, evoca la Francia, anche se quando probabilmente è stato introdotto il significato di Franken nel Medioevo era doppio, voleva dire francese ma anche straniero.
per cui non si sa, no? Da dove venisse, però di sicuro non era, anche lì è arrivato, per cui lo spostamento dei vitigni è incontrollabile, no? Adesso, per questioni puramente commerciali, bisogna catalogare ogni cosa, no? Una volta uno diceva il vino che viene dal lago di Caldaro, Calterersee, no? Santa Maddalena, bastava, no? Non è che bisognasse precisare che contiene il 7% di Lagrein, cioè, bastava quello, no? Adesso no, perché diventa una necessità commerciale, per cui ogni cosa deve essere catalogata. E il vitigno diventa identitario, non la zona, il vitigno. Non so se. Difatti nelle zone più antiche, dove diciamo, il vino ha portato ricchezza, no? Pensiamo a Bordeaux. Il Bordeaux non riporta il nome di vitigni, porta i nomi degli château. Non si chiama Pinot Nero in Borgogna, si chiama Bourgogne, il vino. Non c'è bisogno, no? Però queste le uve che c'erano allo Champagne non erano il Pinot Nero, lo Chardonnay, però si chiama Champagne. In Italia, proprio per una questione prettamente commerciale, perché altrimenti non si capirebbe più niente, perché la produzione italiana è abnorme, ci sono attualmente oltre 600 tipi diversi di vitigni omologati, cioè messi nei disciplinari. In realtà sono più di 2000 presenti e pian pianino noi italiani stiamo recuperando e sono interessantissimi proprio perché affondano le radici, cioè come dire, è stato coltivato per 2000 anni, una ragione ci sarà, ma solo in quel posto lì, ecco che può diventare famoso se riusciamo a spiegarlo, no? A comunicare che esiste solo ed è esattamente quello che sta succedendo. Però c'è un però, e ritorniamo sempre al discorso di come le cose possono cambiare in base a questioni non controllabili, no? Quando sono nate le scuole enologiche, e voi sapete in Trentino ce n'è una famosa, la Fondazione Mach, no? A Conegliano, a Brano. Oggi tutti gli studenti che escono da queste scuole, sembra una cosa assurda, ma è la verità, escono con l'intento di fare un buon Chardonnay, un buon Cabernet, magari barricato. Mi chiedo, ma perché? Ma qual è la ragione? Poi penso di aver capito dove stia l'inghippo. Perché tutta la didattica è tutta francese, tradotta. Non è che questi studenti possono studiare la storia del Nebbiolo, del Lambrusco o del Lagrein. E studiano solo Cabernet, Merlot, Shiraz, Sauvignon. E voi pensate, l'Italia è notria, la terra dove diciamo, il vino ha la sua... Cioè non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Per tutti gli anni 90 e i primi anni 2000, sapete quali sono stati i 2 vitigni più piantati in Italia, dalla Sicilia all'Alto Adige? Pinot Grigio e Merlot, che sono totalmente avulsi dalla nostra esperienza, non che non siano buoni o che non vengano buoni, sono avulsi da un contesto in cui dice valorizziamo quello che ci appartiene, no? Immaginate un francese che decide di piantare il Sangiovese a Narbonne, non so, è assurdo, no? Perché loro hanno questa forte, si potrebbe chiamare Heimat, no? Questo senso di appartenenza, di identità, in cui il prodotto, non solo il vino, anche altri, il prodotto infatti si chiama Camber, cioè anche i nomi di formaggi loro hanno i nomi giustamente della loro zona, no? Ecco, per cui noi ci troviamo in un'Italia che per 25 anni ha cercato di vendere nel mondo Chardonnay e Cabernet. Non è una battuta. Il fatto che abbiano deciso adesso di tornare sui propri passi e di valorizzare i vitigni storici o legati non è una scelta pragmatica, è una necessità, no? Perché uno scozzese deve comprare un Cabernet italiano a 10 euro
quando ne trova uno australiano a 2 euro che gli piace anche di più perché sa più di legno. È così, no, la questione. E invece il vitigno fa parte, appartiene a quell'aspetto, a quello che puoi definire il legame con quel territorio, no? Così come lo è il paesaggio, no? Ci sono dei paesaggi che esistono solo in certi luoghi, no? E sono visibili, sono leggibili e si vede la sedimentazione nel corso del tempo degli uomini. Noi non ci facciamo caso, no? Ma per me passare in alcuni luoghi, in alcune valli dell'Alto Adige è meraviglioso, no? Questa armonia, no? Fra il bosco, il prato, il vigneto, il paese, la chiesa. C'è il lavoro dell'uomo, non è il panorama dove c'è solo la natura. C'è il lavoro, è in armonia, i sentieri, no? Io non penso che siano fatte esclusivamente per questioni... Sì, chiaro, c'è anche un aspetto turistico, ci mancherebbe, però c'era anche prima, no? Questa necessità di avere armonia, e che richiede lavoro quotidiano, no? Bisogna mettere a posto le tegole, no? Tanti anni fa ho visto un documentario, l'hanno presentato al Film Festival della Montagna, un documentario che hanno fatto qui in Alto Adige, sugli anni 80-90, no? E c'era una signora, ha fatto vedere il suo campo di grano, diceva ma quest'anno il grano è bellissimo, diceva non ho mai visto così alto, era un grano alto 1 metro di più, 1,5 metri, no? E diceva ma cosa deve fare? Devo cambiare il tetto, no? Doveva rifare il tetto quando i tetti erano... Lei ha voluto... Ma diceva ma signora non lo fa più nessuno, cioè che le costa meno a mettere le tegole o le cose, no? Ma perché gli dice, termina così questo piccolo filmato, dice ma perché? Gli dice, decide, cioè lei perché dice era anziana, si doveva fare aiutare dai vicini, cioè, era complicatissimo fare un tetto con il fieno, cioè con questi steli di grano, che poi non è neanche stagno al 1000 per 1000. E lei dice, perché è bello, dice. È banale, no? Ma in fin dei conti è così, no? Però ho perso il filo, volevo dire. Direi che va bene così. Va bene, ti ho dato un là. Ok, sì, ecco, naturalmente voi capite, si potrebbe parlare di ogni cosa, immaginatevi oggi la produzione cinese come numero di ettari a vigneto, e l'hanno fatto negli ultimi 20 anni, è superiore a quello di tutta l'Europa. E voi capite che parliamo di cose che si evolvono velocemente. Io voglio rimanere radicato nel nostro... Io sono innamorato dell'Europa e penso che lo possano anche costruire, con una piccola Venezia o Firenze o Chartres o Reims o tutto quello che va, non riusciranno mai a copiarcele, e penso che anche i prodotti dell'agricoltura devono avere questa forte capacità di evocare un luogo da cui provengono. Ecco. Ok. Non lo so, magari ne parliamo così. Ok, grazie. Ok. Avevo un'altra cosa, ma sorvoliamo perché è troppo tardi. Buonasera. No, vabbè, è perché lui ha portato una pubblicazione, magari ne chiacchieriamo davanti a un bicchiere di vino, sui cromeri, che è questa tradizione trentina di questi viaggiatori di confine, di questi raccoglitori di confine, che è di storia, sì. Insomma, magari ne parliamo. Va bene. Grazie. Benissimo, ecco, allora con questi ultimi 2 interventi chiudiamo la prima giornata e vi diamo appuntamento domani mattina alle 9:30 sempre in questa sala oppure online con la diretta YouTube. Grazie. Sì, non sapevo come fare con le gambe. I clomeri.